Ben ritrovati con Sveglia Trieste, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, venerdì 5 maggio, oggi è venerdì e dunque nella seconda parte della trasmissione dalle 9 alle 10 avremo ospite il dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina, con il quale continueremo a parlare dell'orto lapidario triestino, poi avremo altri spunti da parte sua nella consueta rubrica dedicata alla storia del capoluogo regionale. Nella prima parte invece, oltre alla rassegna stampa, avremo ospiti Sabrina Morena del Partito Democratico e Gabriele Cinquepalmi di Fratelli d'Italia, quest'ultimo ricopre il ruolo di consigliere comunale a Trieste. Andiamo a leggere la pagina meteo, poi vedremo anche le notizie del piccolo di questa mattina. Un anticiclone interessa tutto il Friuli Venezia Giulia. Con il passare dei giorni il riscaldamento diurno favorirà una certa instabilità pomeridiana. Per oggi venerdì 5 maggio sulla costa cielo sereno con brezza, sul resto della regione cielo sereno al mattino, poco nuvoloso il pomeriggio. In montagna non è escluso qualche isolato rovescio pomeridiano. Le temperature minime si attestano fra i 12 e i 15 gradi, le massime fra i 18 e i 22 gradi centigradi. Per domani sabato 6 al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, in giornata cielo variabile con più sole sulla costa e più nubi sui monti, dove dal pomeriggio saranno più probabili piogge sparse e qualche temporale. 12-15 gradi le minime previste, 19-22 gradi le temperature massime invece per domani. Andando a guardare un po' più in là verso domenica, e lo guardiamo al fine di fornire una previsione seppur ancora incerta con una attendibilità percentualmente non del tutto rilevante, perché domenica è la giornata durante la quale si svolgono le manifestazioni della Trieste Spring Run e quindi chi si andrà a impegnare nella 21 km in una gara agonistica, la mezza maratona, chi invece nella camminata o passeggiata della Trieste Spring Run Family, e quindi 7 km dal bivio di Miramare a Piazza Unità, vedrà nuvolosità variabile, più persistente sui monti, soleggiato sulla costa, dalle ore centrali con probabili rovesci e qualche temporale, specie sui monti, ma possibili anche in pianura. Nella zona di Trieste è previsto cielo sereno o poco nuvoloso e quindi anche per il corretto svolgimento dell'evento si spera che anche il clima potrà dare un contributo alla riuscita proprio di questa domenica all'insegna dello sport ma anche del tempo libero. Andiamo adesso alle notizie del piccolo, che apre con la vittoria, la vittoria dello scudetto al netto del pareggio di ieri del Napoli a Udine contro l'Udinese. Napoli campione, la festa dei tifosi, qui alcuni tifosi presi in un'immagine proprio di esultanza. Ce ne sono stati tanti, non soltanto a Napoli ma nelle varie città, anche all'estero. Le comunità italiane e i tifosi del Napoli si sono riversati nelle strade, lo hanno fatto a New York, lo hanno fatto a Londra e in tante altre città in giro per il globo. Quindi la vittoria del Napoli festeggiata un po' in tutto il mondo, in particolare l'epicentro è stato proprio il capoluogo campano, allo Stadio Maradona. In giro per la città di Napoli non è stata da meno neanche la festa ieri al Dacia Arena di Udine, dove proprio si è giocata la partita fra gli azzurri allenati da Spalletti e l'Udinese. Con il pareggio il Napoli conquista lo scudetto, lì c'è stata l'invasione di campo, il festeggiamento dentro lo stadio ma anche subito fuori. Sanatorio alla Spa Romana, il passaggio di proprietà è l'altro titolo, quello che è reso in evidenza oggi con il piccolo. Il gruppo GHC, leader nella sanità privata accreditata, acquisisce la storica casa di cura di Trieste. Il passaggio dunque di proprietà, si legge dall'articolo di Massimo Greco, le voci che circolavano da parecchi mesi non erano chiacchiere da bar. Ieri pomeriggio, trascorse 48 ore dall'assemblea straordinaria che aveva liberato i soci da vincoli di prelazione, un comunicato della Garofalo Healthcare, abbreviato con GHC, uno dei più importanti gruppi nazionali nel campo sanitario privato, ha annunciato l'acquisizione di quasi tutto l'impianto azionario del Sanatorio Triestino, l'ultracentenaria clinica di Via Rossetti, fondata nel 1897. Passiamo ad altri argomenti. Ieri in pista 1600 piccoli runner
Vi parlavo prima della Trieste Spring Run di questa domenica, ma ieri c'è stata la giornata, o meglio la mattinata, dedicata alle scuole, ai bimbi delle scuole di Trieste che sono scesi in Piazza Unità per questa mattinata di sport, di divertimento, con le corse nel circuito del centro città. Proprio la piazza addobbata ad hoc. L'austriaco Holler e la cordata mista da 400 milioni per Porto Vecchio, sempre in tema di investimenti. Dopo il sanatorio i riflettori del piccolo si spostano verso il Porto Vecchio. SIOT in crescita, più di 40 milioni di tonnellate di greggio nel 2023. Ieri c'è stata la conferenza proprio della SIOT. Retroscena, Meloni e Macron, mai amici, complicato ricucire di nuovo. Siamo ai temi politici che in realtà, facendo un leggero passo indietro, questo titolo che vi abbiamo appena letto è l'epilogo di un ennesimo dibattito fra i due paesi, che lo leggiamo invece con la foto del vice premier Tajani. La Francia attacca l'Italia sui migranti, Tajani annulla il viaggio a Parigi. Dunque questo clima di tensione poi si è anche acuito quando il retroscena, che è stato poi svelato, ha raccontato di rapporti mai del tutto distesi tra i leader dei due paesi recentemente. Speriamo di vedere Putin giudicato dal Tribunale dell'Aia, la guerra in Ucraina, con le parole degli oppositori al leader russo Vladimir Putin. In foto infatti il primo ministro e presidente dell'Ucraina Zelensky. Il tredicenne che ha sparato in Serbia, sono uno psicopatico, pagina 9, un'ennesima orribile notizia, una sparatoria dove a perdere la vita sono stati anche alcuni bambini, vittima della furia anche malsana di questo tredicenne. E già anche l'età dell'aggressore fa pensare che ci sia veramente molto da dover lavorare attorno al disagio che alcune persone provano e sono affette in questo periodo, in cui notizie di questo tipo purtroppo stanno diventando troppo frequenti. La mia storia di madre mancata nello spazio dedicato alla cultura, alle pagine 30 e 31, poi l'etica minima e autosorveglianza, scrive Pieraldo Rovatti, alla pagina 20 del Piccolo. Andiamo a vedere dunque le prime notizie dal quotidiano. Migranti, l'attacco francese, il ministro Darmanin contro la Premier, è incapace di risolvere i problemi, salta la missione transalpina di Tajani, offese inaccettabili, una pugnalata alle spalle. Ha detto poi Antonio Tajani di Forza Italia, che ha annullato la sua visita in Francia. Gérald Darmanin, Meloni guida un governo di estrema destra scelto dagli amici di Le Pen. Antonio Tajani ha detto: non è questo lo spirito con il quale si affrontano le sfide europee comuni. Palazzo Chigi accoglie il generale Haftar, ha chiesto il blocco dei flussi dalla Cirenaica. Dopo la visita a Tripoli a gennaio, l'intero esecutivo sostiene l'uomo forte di Bengasi, qui proprio Giorgia Meloni, alla stretta di mano con Haftar. Meloni e Macron, amici mai, congelata la visita a Parigi, senza scuse non parto. L'Eliseo aspetta la leader entro 30 giorni, ma il bilaterale è in discussione. Il capo della Farnesina: sarà complicato ricucire di nuovo, ci vorrà tempo, è stato dichiarato. Sia il decreto immigrazione, il PD si spacca sulla Libia, alla Camera le discussioni sul decreto immigrazione. Qui la foto di Macron e di Meloni nel Consiglio europeo che si era tenuto a Bruxelles nel mese di febbraio. Poi tassi, non è finita, la BCE porta il costo del denaro al 3,75% e il viaggio non è ancora terminato. Lagarde dice: sappiamo che per tanti è un problema, ma non possiamo farci nulla. Un anno di tassi, l'andamento del tasso principale della Banca Centrale Europea negli ultimi 12 mesi, che ha visto a gradini un costante aumento, una costante salita del tasso. Il tasso inflazione nell'Eurozona ad aprile al 7%, non arrivano buoni messaggi dagli Stati Uniti, dove è stato ribadito come anche in quel caso ci sarà un aumento dell'inflazione dovuta proprio
alla situazione di ristagno economico. La versione definitiva del decreto lavoro limita i compensi nelle società partecipate del Tesoro, arriva una stretta anche sui gettoni di presenza con il taglio top manager. Questa pagina invece ha affrontato il caso che riguarda il decreto lavoro e che va a limitare alcune situazioni pregresse. Precari, triplica il rischio di morte dovuto a incidenti sul posto di lavoro, i risultati shock della ricerca di Eures per il sindacato UIL. Il tasso medio è più elevato tra anziani e stranieri, 1090 le vittime del lavoro nell'anno 2022 in tutta Italia. Sono 697.773 il numero complessivo degli infortuni, letali e non, registrati l'anno scorso, sempre nel bel paese. Nomine. Il governo commissaria INAIL e INPS, Tridico dice scelta indegna. Il Consiglio dei Ministri rinvia le decisioni sui nuovi vertici della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Il programma invece per la proroga, per la domanda. Vittime delle foibe, titolo onorifico. Difatti il Consiglio dei Ministri ha informato in una nota che ha approvato un decreto che dispone la proroga di 10 anni dal termine di presentazione della domanda per la concessione del titolo onorifico previsto a favore delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e la concessione di riconoscimento ai congiunti degli infoibati. Giusta la proroga dei termini per la concessione del titolo onorifico alle vittime di foibe e esodo ai loro familiari, ha commentato la deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani. È un riconoscimento per tutto quanto è stato perduto o tolto e non potrà mai più essere restituito. È un gesto dello Stato e ha un valore, ha commentato l'esponente PD, ex presidente della regione Serracchiani. Droni russi colpiscono Kiev, Stati Uniti dietro il blitz su Mosca, Putin sarà alla parata del giorno 9, scatta la vendetta del Cremlino, l'obiettivo era il palazzo presidenziale. Peskov accusa Washington, ma la Casa Bianca dice mente, noi non c'entriamo. Qui la foto di Vladimir Putin. Dall'altra parte Zelensky che testa il tribunale dell'Aia. I leader russi saranno processati qui. Continua il tour nell'Unione Europea, ma è scontro sulla tappa a Berlino. Perché è stata rivelata la data? Questo è il retroscena raccontato da Emanuela Bonini, inviata a Bruxelles, che ha raccolto quanto abbiamo appena letto. Il libro di Trieste, Il dolore di Mattarella, il cordoglio, il tredicenne autore della strage a scuola, io uno psicopatico che deve calmarsi. In un audio che gira sul web, le urla e le richieste di aiuto dei compagni dello studente che ha ucciso 9 persone. Il ragazzo definito di talento dal dirigente ha detto di essersi sentito emarginato e ignorato. Le Molotov che il giovane aveva con sé dovevano servire a sbarrare la strada alle forze dell'ordine. Qui le immagini delle deposizioni di un fiore per le vittime di questo attentato, questo gesto folle dal ragazzo. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio di cordoglio al Presidente serbo Aleksandar Vučić e all'amico popolo serbo con un affettuoso pensiero alle famiglie delle vittime. Intanto via Twitter ieri il Consolato Generale della Serbia a Trieste ha fatto sapere che in merito al tragico evento alla scuola elementare Vladislav Ribnikar di Belgrado aprirà un libro delle condoglianze da oggi a domenica dalle 9 alle 12 o tramite email utilizzando l'indirizzo gkrst@spin.it. Il consolato ha sede in strada del Friuli 54 a Trieste. Questo dunque nelle rioni di Gretta, per intenderci. Candele e giochi per le vittime, ma scatta l'allarme emulazione, migliaia di giovanissimi davanti all'edificio teatro dell'eccidio. Il bambino in aula fa finta di sparare, altri 2 con un elenco di obiettivi. C'è dunque il rischio che questo gesto non venga preso con la dovuta serietà da alcune generazioni e che venga poi emulato a discapito della società che non può stare tranquilla dietro fatti di questo tipo. Monfalcone, le foto scattate in Bangladesh, nel campo profughi più grande del mondo. Habib Rahman, primo ex sindaco di origini bangladesi di Newcastle, oggi in regione dal Regno Unito per inaugurare l'esposizione. Qui alcuni degli scatti all'interno di questa pagina del Piccolo che raccontano dunque i campi profughi e le condizioni di vita di chi vi si trova all'interno. In coronazione
Al veleno, il grande giorno di Carlo è domani, ma è segnato dalla rivolta degli indigeni e dallo scontro tra William ed Harry. Ci si sposta in Regno Unito, God Save the King, cambia in qualche modo il motto dell'inno, vittoria di Savoia, prove da regina, l'influencer e il trono che non c'è, la BBC la incorona nuova guida del casato caduto in disgrazia, vittoria di Savoia, 19 anni, il padre Emanuele Filiberto, la madre l'attrice Clotilde Corot. Andiamo poi alla notte dello scudetto, Napoli campione d'Italia, il festeggiamento da parte dei tifosi, la grande bellezza con le immagini degli azzurri nelle piazze, negli stadi, nelle città e tutto il festeggiamento che ne è seguito subito dopo il fischio finale della sfida fra Napoli e Udinese. La festa si accende allo stadio di Udine, fumogeni, bandiere e cori a squarciagola. Friuli preso d'assedio dall'entusiasmo degli migliaia di tifosi partenopei, al triplice fischio finale la gioia incontenibile ha invaso le vie del centro. Un elicottero e droni della questura per monitorare la situazione. Ieri, nella giornata di festeggiamento, la Monfalcone azzurra in delirio, Shari e Oxtep tifose eccellenti, la cantante in tribuna al Friuli, l'ex Miss Italia invece a Trieste nella sua esultanza per la squadra tifata. Siot, traffici in ripresa, 40 milioni di tonnellate di greggio a fine anno. Ieri c'è stato un incontro, una conferenza, il forum del gruppo TAL per fare il punto sulle strategie dell'oleodotto. Il general manager Lilli ha detto a Trieste 50 milioni di investimenti. Lo andiamo a sentire. Nel 2023 prevediamo di riprendere volumi pre-Covid, quindi di ritornare intorno ai 40 milioni di tonnellate con circa 450 navi che pensiamo di scaricare a Trieste. Così il direttore della Siot e general manager del gruppo TAL, Alessio Lilli, a margine di un incontro all'Hotel Savoia moderato dalla direttrice del Piccolo Roberta Giani. Il terminal nostrano dell'oleodotto transalpino genera 230 milioni di impatto di valore aggiunto nella Venezia Giulia e 650 posti di lavoro tra diretti e generati di riflesso dall'attività petrolifera e di banchina. Quanto al futuro del greggio, in una prospettiva di maggiore tutela ambientale, si parla comunque di una transizione sul lungo periodo. Il futuro del petrolio è un futuro che andrà avanti ancora con volumi probabilmente in riduzione, ma non terminerà nel breve. Se pensiamo alle ultime decisioni dell'Unione Europea riguardo ai motori a combustione interna, quindi gasolio e benzina, la cui produzione dovrebbe terminare nel 2035, vediamo che già anche lì è stata spostata la linea di arrivo, di fine, la parola fine più in là negli anni. Quanto ai recenti ricorsi al TAR di un pool di associazioni ambientaliste sulle 4 centrali di cogenerazione a metano che la Siot intende installare in Carnia, il direttore Lilli teme più quella che definisce una disinformazione su impianti strategici per il futuro che la diatriba legale in sé. Siamo invece preoccupati, relativamente preoccupati della informazione volutamente sbagliata che è stata data in questi mesi riguardo agli impianti di cogenerazione, che sono, l'ho sempre detto e lo ribadisco, un mezzo necessario per muoversi nella direzione giusta per la transizione ecologica. Infine il tema delle possibili fonti energetiche da far passare nella pipeline della Siot. È chiaro come si lavori ad alternative concrete, quanto però all'idrogeno di cui si parla incessantemente. Non vedo nell'immediato la possibilità di utilizzare l'infrastruttura Siot e del gruppo TAL per muovere idrogeno, componenti idrogenate forse sì, ma vediamo, è il bello della possibilità di poter ricercare nuove modalità per essere più in linea con le esigenze del pianeta da una parte e con le esigenze delle persone dall'altra. Così abbiamo sentito Alessio Lilli della Siot. Pagina dedicata a Varsila, il 18 si torna al tavolo romano, la convocazione è partita ieri dal Mimit, i sindacati dicono ok ma basta ritardi, stavolta occorre che emerga un quadro chiaro. Stamattina a Trieste incontro fra i delegati dei lavoratori e i parlamentari
del Friuli Venezia Giulia, in un incontro che era già pianificato negli scorsi giorni ma che è stato rinviato per l'impegno dei parlamentari sul decreto lavoro. L'assessore regionale Bini, l'assessore alle attività produttive, avanti con le riforme fra commercio e turismo, zona logistica semplificata. L'assessore regionale ha incontrato i rappresentanti delle categorie. Ripartiamo col metodo della condivisione sulla via già intrapresa, ha dichiarato l'esponente della giunta Fedriga. Crédit Agricole nasce il Comitato Nord-Est, presieduto da Chiara Mio, con 8 rappresentanti dell'imprenditoria del Friuli Venezia Giulia, tra cui Daria Illi e Enrico Pacorini. Generali in Germania cede Pensionkasse a Frankfurt Leben, fra le mosse delle assicurazioni. La siderurgia Pittini Recruiting Day per trovare 120 addetti da integrare in azienda. Le notizie in breve, i ricavi di Zignano salgono a 198 milioni, l'abbigliamento, balzo dei ricavi più 23% per i piumini Moncler. Andiamo all'educazione digitale per 2765 classi, torna Technology Digital Literacy dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori in questa iniziativa che coinvolge tantissimi istituti. Le idee con gli articoli di spazio ai commenti e opinioni, le parole e il peso della Costituzione, scrive Sergio Bartole. Autosorveglianza e infocrazia, invece, la firma del piccolo di Pieraldo Rovatti. Nella pagina seguente entriamo in quello che è uno speciale Giro d'Italia con un inserto all'interno del piccolo. La sottile linea rosa parte domani in Abruzzo, l'edizione 106 del Giro, arriva a Roma il 28 maggio, 3 settimane in equilibrio su 2 ruote. Evenepoel e Roglic, le stelle attese per il Giro di quest'anno. Noi però superiamo l'inserto andando alle notizie della cronaca di Trieste. Come abbiamo visto anche dalla prima pagina, venduto dopo 120 anni il Sanatorio Triestino, passa al gruppo Garofalo. L'operazione di cui si parlava da tempo ufficializzata ieri pomeriggio, ceduto dai soci storici l'86,9% delle azioni. L'acquirente è una delle principali realtà della sanità privata nazionale. E qui i dettagli di questa operazione. La città ha bisogno di nuovi parcheggi e di sviluppare i trasporti via mare. Così l'assessore Babuder sulla crescita dei flussi turistici. Il progetto della cabinovia sono aperto al confronto, ha detto. Qui in foto Michele Babuder, da poco assessore comunale con le deleghe alla mobilità, al verde e all'urbanistica. Accanto c'è lo scorcio della stazione marittima sul quale pende un progetto di park interrato che può aiutare a sgravare la ricerca di posteggio che sovente si verifica ogni giorno sulle rive. Noi ci spostiamo invece al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per l'abitudinario collegamento del mattino con la Polizia Locale proprio. In linea con noi il commissario De Grassi, ben trovato. Sì, buongiorno Gugliotto, ben trovato anche lei. Cominciamo con il dire che la notte è andata via tranquilla per quanto ci riguarda, solamente interventi di routine da parte delle nostre 2 pattuglie impegnate nel servizio serale. Per questa mattina ho da segnalare solamente in via Imbriani una cerimonia verso le 8:30, ci sarà una breve chiusura della via all'inizio all'altezza del Corso Italia, penso durerà pochissimi minuti. Altre cose non abbiamo, il momento il traffico, quanto posso vedere dalle telecamere è tranquillo, non abbiamo incidenti o altro in attesa, le nostre pattuglie stanno iniziando. Salterei un po' a pie pari 2 giorni parlando di domenica. Ricordo che si corre la Spring Run, sì, diciamo ex Bariseglia, perciò dalle 6 di mattina ci saranno dei divieti sia di sosta che di transito, soprattutto sui viali Miramare nella sua interezza, praticamente da Piazza Libertà al bivio di Miramare. Si potrà circolare solamente nel tratto compreso tra Piazza Libertà, cioè il prolungamento di via Cellini, Piazza Libertà, via del Miramare fino al Largo Roiano. Tutto il resto sarà interdetto e vietato alla sosta per lo svolgimento della gara. Ripeto, dalle 6 di mattina già in atto le chiusure, i divieti. Il tutto dovrebbe finire intorno alle ore 14, comunque fino a fine esigenze, contiamo almeno di finire almeno un'oretta prima, però non si sa mai.
Detto questo, ripeto, al momento non abbiamo niente di particolare in atto, eventualmente se ci fosse vi avviseremo. Bene, grazie al commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro anche a voi. Andiamo agli altri titoli. Holler punta a 400 milioni su Porto Vecchio, pronto il progetto elaborato dall'architetto Parenti, gli edifici da trasformare in alberghi, fori commerciali e appartamenti. L'imprenditore austro-ungherese darà vita a un consorzio di investitori internazionali. L'ex palazzo delle Ferrovie dello Stato in piazza Vittorio Veneto, esterni finiti, si passa ora agli interni. Questo lo scorcio dell'ex palazzo delle Ferrovie in piazza Vittorio Veneto, che diventerà, come già noto da tempo, un hotel. La zona di Altura priva di attività commerciali. Il caso finisce oggi finito invece in commissione, ok all'audizione della Flore Mobiliare. Incontriamoci nei rioni, via il mercato coperto, l'iniziativa invece della quarta e della quinta circoscrizione. Sull'illuminazione pubblica, posizioni distanti tra i sindacati e il comune, con l'incontro volto a mettere dei capisaldi per il dialogo che ruota attorno all'illuminazione cittadina. IRTS Academy apre a Trieste alle meraviglie della moda. Ieri l'inaugurazione del nuovo museo nella sede della Fondazione CR Trieste. Il sottosegretario Borgonzoni ha detto: non immaginavo di emozionarmi così tanto. Qui la foto del sindaco di piazza, l'assessore Rosolen, proprio con Barbara Franchin che brinda in compagnia dei presenti, il sottosegretario Borgonzoni e il CFO del gruppo generali Borean, in questa foto, tutti a brindare l'apertura e l'inaugurazione di questa Academy. Rose parte dalla nave umanitaria Rescue People nel parco di San Giovanni, e poi la biblioteca di Melara affronta il problema dell'acqua quotidiana. Oggi alle 16 nello spazio culturale si tiene un laboratorio per ragazzi sul tema dell'emergenza idrica in collaborazione con la Sissa. Ancora notizie, pacchetti introvabili per le gite scolastiche. Il Da Vinci Carli Sandrinelli va in crociera. 100 gli studenti coinvolti in un progetto di alternanza scuola-lavoro, problema dei costi alti risolto e quinte dunque in viaggio. Il porto di Trieste si allea con la polizia postale per la sicurezza digitale, qui la foto con Zeno D'Agostino, il questore Ostuni, la dirigente De Giorgi. Al Volta invece i corsi serali, le iscrizioni entro il giorno 30 all'istituto tecnico. Le 3 biblioteche di Lirci si raccontano in 30.000 volumi. Parte oggi il maggio dei libri del sistema bibliotecario giuliano dalle 16 alle 20 al Volta. Si intitola Stavolta si legge sul serio, con il gioco di parole dell'istituto Volta e la parola stavolta. Andiamo in municipio a Muggia. Il PD attacca la giunta proprio di Muggia sulle isole ecologiche in ritardo. Il caso sollevato in consiglio comunale, capogruppo Dem Bussani dice: annunciate ma mai posizionate nel centro storico. Il sindaco Polidori risponde: penalizzati dalla riapertura della graduatoria per i fondi PNRR. Nella seduta il rendiconto 2022 e la tassa di soggiorno che sono approdate in commissione. L'appello invece da Monruppino: si salvi la scuola Gradnik, la primaria a rischio ridimensionamento, l'appello del sindaco Tania Cosbina. Tentata estorsione circa dal GUP il 23 giugno con il rito abbreviato, una notizia di cronaca che vede coinvolto un cittadino residente a Trieste. San Dorligo tiene anche la bandiera di Città del Vino. Oggi la cerimonia nell'ambito della Maienca. Sindaco Clun dice: dopo l'olio un altro importante riconoscimento. Qui le foto invece della della Spring Young che ha avuto luogo ieri in Piazza Unità, con i tantissimi bimbi delle scuole che hanno corso e hanno giocato e si sono divertiti ieri in una giornata che anche il meteo ha favorito. Pronti, partenza, via, e la piazza si trasforma in una pista di atletica. Erano 1600 i baby runner, cappellini, giochi e sfide tra i bimbi di scuole dell'infanzia e primaria. È iniziata così la Trieste Spring Run. Domenica invece tornano a 21 km e la Family, come abbiamo detto già in diverse occasioni. Il referendum contro le armi in Ucraina e per l'export, oggi firme al banchetto. L'appuntamento infatti prosegue con la raccolta firme per i 3 quesiti referendari contro la guerra e per la sanità pubblica del Comitato Italia per la Pace.
che ha riscontrato buona adesione dei cittadini il 1° maggio scorso, con circa 200 firme raccolte a Trieste in sole 2 ore al termine del tradizionale corteo dei lavoratori. Il prossimo appuntamento della raccolta firme referendaria contro la guerra per la sanità pubblica è fissato per domani, sabato, dalle 15 alle 18 in via delle Torri a Trieste, ma per i cittadini dei comuni carsico-costieri è possibile firmare nelle amministrazioni di residenza con le seguenti modalità riportate nei rispettivi siti internet. A Trieste previo appuntamento telefonico chiamando l'ufficio delibere in largo Granatieri 2 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. I numeri di telefono sono riportati in calce a questo articolo. A lezione i nuovi agenti della polizia locale ed era con loro l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, per andare poi in rapidità ad alcune notizie sportive. Un tesserato dell'Unione convocato dalla Procura, la società dice: noi estranei tuteliamo la squadra e i tifosi. Respinto intanto il ricorso al Tribunale Federale Nazionale presentato dal Piacenza, ticket verso quota 4.000 per la sfida di domani pomeriggio a Rocco contro il San Giuliano per la prima delle 2 gare play-out che la Tresina affronterà per mantenere la categoria. Ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco. Come detto avremo ospiti Sabrina Morena del Partito Democratico e il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gabriele Cinquepalmi. A tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste. Buongiorno, ben trovata Sabrina Morena del Partito Democratico. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ben trovato anche a Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Ben ritrovato. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno anche agli amici a casa. Dunque, oggi ci sono diversi argomenti anche affrontati dal piccolo. C'è una notizia importante che riguarda il sanatorio triestino che passa a un gruppo romano, un gruppo di sanità privata, accreditata, che dunque proseguirà con quello che è l'intervento che già da tanti anni si svolge all'interno del sanatorio, un punto di presidio cittadino sanitario molto importante. Sulla sanità abbiamo visto come anche in questi giorni gli assessori e i consiglieri regionali hanno cominciato a muovere le prime come dire, battaglie verbali politiche attorno a uno dei temi più importanti. Questo del sanatorio apre però alla partita degli investimenti. Sempre all'interno del piccolo si parla anche del Porto Vecchio e delle strutture ricettive. In piazza Vittorio Veneto, Morena, c'è la facciata completata di quello che sarà un futuro hotel, e del turismo e di tutto il flusso e la necessità che la città sia attrezzata in tal senso si fa un gran parlare in questo periodo. Ci sono dei pro, ma ci sono anche dei contro nella gestione di un flusso turistico così spinto. Sì, io penso che lì c'è un tema proprio di, intanto un po' anche cercare di indirizzare questo turismo, no? Cioè nel senso che il pericolo in questi casi è che le città, come è successo un po' a Venezia, no? Che arrivano tantissimi turisti e la città diventa invivibile invece per i triestini stessi. Allora io non sono contraria, anzi sono contenta del turismo e sinceramente mi mette anche tanta allegria, quindi non è che non voglio neanche essere così, però bisogna fare dei pensieri per la regolamentazione, certo. No? Intanto anche per quel che riguarda probabilmente come è stato. È un tema che è stato posto in altre città, no? Noi forse siamo nella parte iniziale, però questa questione di quante case sono date in affitto e quante come bed and breakfast, no? Perché c'è il tema che per esempio in tante città ormai, anche italiane, ma anche in Spagna, in Francia, eccetera, non trovi più le case in affitto per le persone, i lavoratori e le lavoratrici, no? Allora, quindi questo è un pensiero che penso che anche il Comune deve fare dal punto della regolamentazione, o comunque ci sono in altri paesi sono state prese queste fasce. E l'altro tema è sicuramente il tema dei trasporti. Sì. Per esempio c'era l'intervista all'assessore Badbuder, a cui faccio comunque gli auguri di buon lavoro. Però devo dire che questo fatto di incrementare i parcheggi a Trieste in centro mi sembra che vada in contraddizione con l'ovovia, no?
Assolutamente, perché prima com'è che fai i parcheggi e dopo devi avere l'ovia, quindi c'è un tema proprio di sostenibilità e di conti di passeggeri e di cose. 2, io penso che invece bisogna incentivare, invece di fare più parcheggi, anche promuovere quelli che ci sono. Cioè in Portovecchio c'è quel parcheggio enorme, senza alberi tra l'altro, di cui io parlo spesso, e che è praticamente vuoto se non con qualche corriera. Allora, perché da lì non si può indirizzare il fatto che le persone che arrivano da Trieste, ma anche triestini o non triestini, chi lavora, turisti, parcheggiano lì e prendono un autobus navetta, no? Cioè si era detto nel PUMS ci sono anche, no? C'è anche questa possibilità. Allora io andrei verso il park and drive piuttosto che fare parcheggi in centro città, che tra l'altro a questo punto, oppure il silos, no? Che si dice sempre che è vuoto. Allora cioè quei tabelloni che esistono, no? Devono essere utilizzati anche come a Udine, per esempio, per indirizzare, no? Che danno quali parcheggi liberi, quali non sono. La Smart City dovrebbe funzionare così. Cinque Palmi. Sì, parto da quest'ultima considerazione. Si parla sempre di non fare i parcheggi in centro, si prendono anche ad esempio altre città, sia della regione, ma non solo, anche si fa l'esempio con Lubiana o con altre capitali europee. Faccio presente che i parcheggi ci sono in centro, magari sono parcheggi sotterranei, perché proprio a Udine ad esempio c'è un parcheggio, in centro ci sono tutti i parcheggi sotterranei, cose che invece a Trieste mancano dei parcheggi contenitori. Verranno realizzati all'entrata del Portovecchio, perché sono in progetto 2 edifici proprio per questo. Il discorso del fare più parcheggi o meno parcheggi non è un numero sparato a caso, nel senso che c'è una regolamentazione nazionale che in poche parole obbliga ogni comune ad avere un tot parcheggio anche in centro, quindi non è che eliminando il parcheggio del centro poi la gente dice posteggio più lontano. Bisogna sicuramente rafforzare il discorso della tabellonistica, questo assolutamente, perché vediamo non solo anche in centro. Io faccio esempio del parcheggio che è praticamente sempre vuoto a San Vito, sotto il campo di calcio. Tante persone non lo conoscono, ma non sanno neanche che c'è. Quindi ho anche il parcheggio del Silos, tante persone, ma non solo turisti, anche tanti residenti non sanno l'esistenza. Poi abbiamo visto anche la difficoltà del parcheggio interrato anche dietro la questura. San Giusto, il parcheggio del Park San Giusto. Adesso vediamo la fila di macchine che devono entrare, però per un lungo periodo le persone erano, non so, intimorite ad entrarci. Cercavano in superficie con tutto ciò che magari è anche libero il parcheggio. È vero che in questo momento Trieste, come negli ultimi anni, abbiamo avuto un momento di blocco causato da tutte le varie regolamentazioni delle restrizioni per il Covid. In questo momento adesso è di nuovo riesploso il discorso del turismo a Trieste. A differenza di altre città abbiamo un turismo che non è solo un turismo estivo, ma è spalmato almeno su 9 quasi 10 mesi all'anno, ecco, con più o meno affluenza, però poi c'è la differenza ovviamente anche con Venezia, che Venezia è particolare proprio come città, quindi sì, là tanti turisti, le strade sono particolari, hanno un unico accesso, ci sono i ponti, ci sono i calli, quindi diciamo che Trieste per questo è diversa come morfologia, è più adatta ad assorbire un grosso numero di turismi. Chiaro che bisogna pensare a una differenza con il trasporto pubblico, bisogna magari anche per il discorso delle navi, bisogna magari mettersi anche d'accordo con gli stessi, la Costa Crociere, le stesse compagnie, per dare una mano nel periodo estivo. Magari appunto abbiamo visto che quest'estate i taxi hanno sofferto un po', perché nel senso c'era fin troppo lavoro e loro da soli non riuscivano a tamponare sia il discorso cittadino che il discorso crocieristico. Quindi sicuramente bisogna perfezionare ancora questo discorso qua, però secondo me siamo verso la strada giusta.
Ecco, il discorso poi degli appartamenti che il comune deve cercare di regolamentare, se dare in affitto ai cittadini o B&B, diciamo che qua entriamo in una sfera privata, nel senso che il comune, come in tante altre attività, e aggiungo la parola anche purtroppo, non può metter bocca sulle licenze. Cioè, se un locale, un'attività, un negozio, qualsiasi cosa ha le caratteristiche, può aprire. Non è che, infatti vediamo che ci sono 10 negozi di scarpe uno a fianco all'altro, 10 bar uno a fianco all'altro, senza nessuna regola. Mentre una volta, prima delle leggi Bersani, c'era un discorso di licenze, che quindi tot negozi in tot metri quadri, in tot strade, in tot abitanti. C'era una regolamentazione. C'era una regolamentazione, oggi questo purtroppo non c'è. Su questo mi trovo d'accordo con la Sabrina. Bisognerebbe trovare la maniera di regolamentare questo, anche perché... No, perché rischio lo svuotamento della città, Ma, cioè che nel senso che che le persone poi non trovano, a parte quelli che hanno la casa, rischi come Venezia che si è svuotata. E c'è anche un discorso di tutela per chi ha le varie attività, perché io ricordo benissimo quando è venuta fuori la legge Bersani, chi aveva un negozio, un'edicola, una merceria, la licenza valeva 10, 50, 100 milioni, il giorno dopo la licenza non è stata buttata nell'immondizia. Ecco, quindi diciamo che per chi aveva un negozio la licenza era la buona uscita, era il poter andare in pensione, perché sappiamo che le pensioni del commerciante sono veramente qui è un tema proprio, secondo me, anche umano, no? Non solo economico. Assolutamente. Cioè, e di dire creo un luogo dove, che già succede, dove i cittadini incontrano anche i turisti e che stai bene insieme, non che sia solo divorato dal turismo, del di massa, e noi dobbiamo scappare chissà dove. Il discorso delle licenze permetteva il proliferare anche dei negozi di periferia, perché noi sappiamo che ormai le licenze erano bloccate in centro. Chi voleva affacciarsi nel mondo guardava altrove, quindi era costretto, tra virgolette, a aprire negozi in periferia, e là incominciava magari i primi anni di lavoro, si iniziava a mettere via i soldi per poi poter comprare una licenza, però questo processo manteneva vivo tutti i negozi di periferia, robe che adesso mi purtroppo... pare che è un po' il tema, per esempio, di Altura, no? Che è venuto fuori. Una commissione ieri. Non solo Altura, ma pensiamo che io sono nato tra Valmauro e Borgo San Sergio. Borgo San Sergio era invasa di negozietti, botteghini, pescherie, mercerie, cioè c'erano veramente tanti negozi. Mia nonna quella volta non serviva a prendere la macchina. È vero, è cambiato il mondo, tutto quello che volete, avete ragione, ok. Però pensare, il tema è proprio questo, cioè il discorso del liberalizzare tutte le licenze e tutte le attività ha portato purtroppo oggi a questo... Però penso che il comune comunque delle cose può fare, no? In questo senso, cioè nel poche senso cose può favorire fare. Comunque l'insediamento. Mi sembra che adesso leggevo oggi sul Piccolo, no? Che c'è questa proposta che incontrerete, non so, anche col sindaco, per Altura, però... il proprietario, no? Dell'immobile che c'è lì, perché veramente, per esempio, Altura proprio piange il cuore, però no? Perché le persone non sanno neanche dove incontrarsi. Ad Altura c'erano 3 supermercati, sono fallite le cooperative, comunque un ex dipendente assieme ad altri ha avuto il coraggio di rilevare la Coop più piccola e cercare di mantenerla aperta. Sono durati altri 6 mesi, ecco, perché purtroppo il mercato è questo. Le grandi catene riescono a ottenere prezzi più competitivi, ormai le persone, già con quello che si spende per il carrello della spesa, che ultimamente è più che raddoppiato, cerca giustamente di risparmiare il più possibile. Quindi anche su questo il comune può cercare, l'imprenditore può cercare, lì anche però non può far aprire. Però uno spazio di aggregazione, no? Ma perché questo tante volte non permette all'imprenditore di restare aperto. No, ma non dico dell'imprenditore. Allora, se non trovi l'imprenditore perché magari fai dei servizi, però magari più a domicilio, perché immagino che lì stanno anche tante persone anziane. Ma un costo.
Ha un costo, oggi come oggi una persona non basta, però anche a livello, scusate, culturale si possono provare a fare delle cose lì, cioè dare per esempio in gestione, e per questo è importante capire cosa succede con quell'immobile, perché anche dare in gestione dei giovani che facciano nascere qualcosa lì, perché no? Ma qualcuno deve pur mettere i soldi, cioè io li do in gestione, ma se nessuno si fa avanti, il comune o la regione non può mettere i soldi su un'attività privata, assolutamente. No, privata no, sto dicendo culturale pubblica. Sì, ma comunque non va a risolvere la mancanza di supermercati, cioè facciamo una libreria, facciamo una mostra, però una magari palestra, facciamo quello che però mancherà sempre il supermercato a domicilio per le persone anziane, non lo so, è vero che lì anche con i rider è più difficile perché no, però c'è una salita, però questo tutto qua può fa sempre nascere. sì, ma questo fa sempre parte di un'attività, cioè un rider, un servizio a domicilio di cosa? Allora, una libreria comunale che porta libri a domicilio, il comune può decidere, può fare, può gestire, ma un qualsiasi altra attività deve partire dall'imprenditore. Adesso faccio l'esempio che negli ultimi giorni intorno a una vita culturale possono nascere poi altre non resta cose, in piedi, non resta in piedi. Purtroppo non resta in piedi, perché intorno alla vita culturale siamo sempre... può nascere? No, perché comunque le persone pensano a fare la spesa e a risparmiare, quindi sì, può nascere un punto di incontro, ma non un punto di attività, quindi sono le due cose che vengono uno può anche pensare con la regione, voi potete pensare a una start-up giovanile che crea dei servizi per le persone che stanno lì, magari qualcuno può anche pagarli ma questi va sempre a sopperire non va a sopperire la mancanza di quello che oggi domandano gli abitanti dell'Altura, cioè loro domandano chiedono solo il supermercato, chiedono anche aggregazione. Parte più di tutto partiva da farmacia, bar, supermercato, quello che loro chiedono. Dopodiché discutiamo sulla mancanza di marciapiedi, sulla mancanza di attraversamenti pedonali, su questo qua il comune può e deve fare qualcosa. Questo anche è giardini chiaro. dove magari ma mentre sui giardini, verrà adesso sono stati messi anche a bilancio per il nuovo skate park, verrà fatto, però purtroppo questo non basta. Pensiamo, adesso io faccio l'esempio più pratico che abbiamo toccato in questi giorni, il Crane Café. Ha di nuovo chiuso, tutti quanti, ma il comune, addirittura qualcuno che fa parte di un gruppo politico, in un'altra città, a Bolzano, questo posto non sarebbe fallito. Ma cosa c'entra? Cioè, è un'attività privata con dei spese di gestione assurdi, con delle spese per quanto riguarda i dipendenti, che ormai su una busta paga di 3.400 euro, 1.400 euro va al dipendente e il resto va in tasse. Cioè, è una cosa inimmaginabile. Pensiamo poi alla difficoltà di tasse, andrà anche per la pensione, non è che va solo in tasse, nelle varie tasse, però in questo momento noi parliamo contributi e tasse. Contributo, sì, vanno i contributi, però se un imprenditore spende 3.000, io come imprenditore, per la pensione, non è che se io come imprenditore sarei più felice, mi costa 3.400 euro, sarei più felice a dare 2.000 euro al dipendente e 1.400 euro in tasse. Questo, se non si abbatte il costo del lavoro si va veramente poco, perché ormai il portafoglio è sempre più stretto. Mi interrompo perché abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Allora, probabilmente chi ci chiama sta ascoltando, quindi è il ritorno della diretta. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buona giornata Leonardo. Io ti voglio fare 3 segnalazioni, no? Sì. Allora, uno, qua come si chiama? Parcheggi di via di Roiano qua. Sì. Ci sono tanta gente che hanno la striscia dritta per mettere dentro la macchina, ma però non sono divisi e mettono la macchina in parcheggio sia da mezzo metro da una parte, mezzo metro dall'altra parte, e mangiano posti di 1 o 2 posti in macchina ogni cosa. Sì. In cui che il principio delle strisce pedonali è il principio di via di Roiano, e alla fine di via di Roiano potrebbe stare una macchina, invece hanno sbagliato un pochettino le strisce e 2 macchine là non ci stanno. Okay. Dopo, seconda cosa, volevo fare la segnalazione che non trovo giusto che il controllore delle corriere, che uno che scende dalla corriera gli chiede il biglietto, dovrebbero montare sulla corriera a controllare il biglietto, non che dopo che uno scende dalla corriera che magari c'ha fretta per andare a pagare qualche cosa o partire, no?
E questo qua non trovo giusto, non trovo. Dopo un'altra cosa volevo dire, c'è una bicolore, io non sono razzista, ti dico subito, bicolore quasi già 1 anno e mezzo, 2 qua vicino alla PAM, seduta ogni giorno, che chiede limosina, sia di mattina sia di pomeriggio, tutto il giorno, e un altro del 20 anni, 25 qua di colori puri a Roiano ogni mattina. Queste cose robe qua bisognerebbe dare una controllata, perché hanno già un sussidio loro, no? Ancora che si portano la mano del detto che addirittura quella della PAM ogni 2 o 3 giorni cambia 200-300 euro. Fare qualche cosa o mandarle via se non trovano lavoro, perché 25 anni che sei in Italia è sempre là chi chiede limosina, non trovo neanche giusto, no? Va bene. E la ringrazio Bernardo, buona giornata. Buongiorno, grazie. Tutto concentrato nella zona di Roiano, salvo quella dei controllori che chiedono il biglietto quando si scende alla fermata. Non so quali siano le regole delle attrezzi dei trasporti, sarebbe più che altro a chiedere a loro. Una volta si chiedeva a bordo. A bordo, Una volta sì. Dopodiché con il discorso del controllo durante la pandemia Covid, eccetera, per non creare assembramento, blocco all'interno degli autobus, si è iniziato a chiedere il biglietto quando uno scendeva, però alla fine quando uno scende, se ce l'hai a bordo, ce l'hai anche quando scende. Io l'ho visto fare anche a bordo. Lo fanno anche a bordo, chiaro. Scusate, io volevo dire un po' sulla signora afroscendente. Allora non è che tutti hanno un sussidio, ci sono, la signora sarà una signora senza, io credo questo caso di persone senza fissa dimora, che ci sono delle persone che anche hanno determinate difficoltà, anche insomma, come ci sono purtroppo tante persone senza fissa dimora che anche quando magari viene proposto di entrare in un'accoglienza non entrano, ecco, in questo senso. Cosa? Come scelta di vita in qualche modo. Sì, per varie ragioni, certo. Lo sappiamo, perché io so che tutte queste persone senza fissa dimora sono anche monitorate comunque anche dai servizi, e quindi qualcuna riesce a entrare in un'accoglienza di qualche tipo, perché ci sappiamo che c'è anche anche per i senza fissa dimora si occupa tantissimo anche la comunità di San Martino al Campo e altre, certo, quindi non è che solo una questione, non sono persone che hanno sussidio, ecco, questo è importante capire. Magari quello che il signore gli sembrava strano che dopo tanti anni, dopo 20 anni che è residente qua nel comune, ancora è fuori dai supermercati magari a vendere collanine, braccialetti. Su questo bisognerebbe anche indagare il perché. Sì, però teniamo presente che adesso moltissime persone, insomma, senegalesi adesso lavorano a Fincantieri, insomma, proprio perché si sono regolarizzati. Ma no, qualcuno continua però, perché anche anni fa parte di una cultura, no? Questo è. E poi i parcheggi di Roiano, dare un'occhiata, perché il telespettatore ha detto che alcuni sono o troppo larghi o troppo stretti, e quindi comportano anche che le persone parcheggiano male. Di spazio, diciamo, questo è anche vero. Parcheggi troppo larghi non ne ho mai visti. Ormai i parcheggi sono rimasti nelle stesse dimensioni degli anni 70. Sono rimasti nelle stesse dimensioni degli anni 70, no? Quindi, Piazza Oberdan soprattutto. Ormai le macchine, l'utilitarie è come una vecchia berlina, come dimensioni, quindi insomma bisognerebbe un po' rivedere le dimensioni dei parcheggi. Però tornando all'idea un po' del trasporto pubblico, eccetera, penso che dovremmo puntare anche come città veramente, che ha un buonissimo trasporto pubblico, di, come dire, avere sempre meno macchine, diciamoci la verità, e un po' liberarcene, no? Perché, ecco, per esempio, a me piacerebbe, proprio perché uso anche poco la macchina, però ce l'ho perché ogni tanto serve, che ci fosse invece un serio servizio di car sharing, chiaramente sempre privato, ma un comune può, come dire, spingere per promuoverlo? Sì, sollecitare, perché questo per esempio, penso che risolverebbe la vita di un sacco di persone, ed esiste a Milano, esiste moltissime città. Sabina, ci mettiamo da qualche parte, la studiamo e apriamo io e te. Se secondo te potrebbe funzionare. Invece è una cosa che dentro un quadro
cioè di andare verso una modernità, ecco, in qualche modo. Quindi dove noi abbiamo un trasporto, e devo dire hanno fatto anche bene a farlo tipo metro, sì. perché veramente prendi un autobus, sali da una parte, scendi dall'altra, e funziona. Insomma, io sono venuta qui in autobus, lo prendo, poi per 3/4 del resto del tempo, se sei in centro, puoi benissimo andare a piedi, Sì, no? sì, beh. Allora, se noi avessimo una città, e se questo sarebbe il mio sogno, insomma, dove veramente c'hai pochissime macchine che girano in centro, soprattutto nel centro, poi chiaro che se qualcuno ha bisogno di andare Da Greta dove Borgo San parcheggi, Sergio, dove dice, in questi parcheggi che ci sono, perché ci sono già dei parcheggi e che non sai dov'è, e poi prendi un autobus e sai che adesso prendi quest'autobus e vieni in centro, fai le tue cose, eccetera. A Lubiana addirittura hanno chiuso tutto il centro storico e c'è l'autobus che viene a chiamata se tu hai dei pacchetti, delle cose, e ti porta ai parcheggi. Allora io penso che siamo una città un po' più grande di Lubiana, ma non grandissima, potremmo anche pensare a questa cosa qui, con un autobus elettrico piccolo che gira proprio per le persone che insomma che hanno una disabilità o anziane che si stufano di fare la camminata, ma anche chi ha i pacchetti e può andare, perché noi abbiamo anche un traffico disordinato 3/4 delle volte. Però bisogna anche far presente roba... che proprio ad esempio nel confronto con Lubiana è una città giovane, tra virgolette, gli abitanti sono giovani, ci sono molti abitanti universitari, già sì, di suo però... molti non hanno la macchina, mentre Trieste è una città più adulta. Sì, sì. Ecco. Quindi, però diciamo che se questi adulti che magari hanno bisogno di spostarsi con la macchina, gli dai altri servizi per andare, per muoversi, e lo fanno già molti. I servizi non mancano, perché ad esempio c'è stato il bonus per il trasporto del taxi, per le persone magari taxi, sì. più in là con l'età. Il trasporto pubblico, come abbiamo detto, è ai top nazionali, noi sappiamo che addirittura chi entra nell'autobus in estate si trova l'aria condizionata, trova il wifi, veramente io conosco persone che mi dicono io non sposto la macchina perché vado in autobus volentieri, ecco, perché si mettono là, perdono la mezz'ora al telefono, fanno quelle 4 cose che devono comunque fare e veramente fanno un viaggio tranquillo. Gli autobus non sono quelli di una volta, sono quasi silenziosi e tutto, quindi diciamo che sotto questo punto di vista del trasporto pubblico mi viene difficile pensare che si potrebbe fare di più. Dovremmo avere meno macchine in centro, cioè anche i turisti bisogna dire scusate, lasciate la macchina lì in tutti questi posti, perché ce ne sono tanti altri secondo me di piazzali più larghi. Idonei, pensate con qualcuno che arriva, non so, c'è tutta quella zona appunto lì delle risiere eccetera, anche quello è un grande parcheggio, anche lì prendi l'autobus 10 e ti porta in centro, non so, ce ne sono già. Sì, ce ne sono già parecchi parcheggi. Allora è inutile farne anche tutta la zona di Valmaura. Però ecco, se noi pensiamo a Valmaura ci sono dei grandissimi parcheggi completamente gratuiti, quindi non c'è il costo del parcheggio. Valmaura è super servita fin troppo a livello d'autobus, perché ha i capolinea di tantissime correnti. Penso non troppo, perché lì è molto popoloso. Però tipo battuto. Quindi uno da Valmaura veramente può raggiungere qualsiasi zona della città di Trieste, eppure la gente non lascia l'auto a Valmaura, arriva comunque in centro con la macchina, quindi vuol dire che anche offrendo parcheggi gratis, la possibilità di prendere un autobus ogni 3 minuti, di spostarsi in quel senso. Però devi anche pubblicizzare questa cosa, devi anche lanciare come con la passata consigliatura mi era venuta in mente un'idea, l'avevo proposta, avevo parlato con gli assessori, col mio gruppo, tutto quello che era, magari di pensare di fare degli autobus che proprio partivano da Valmaura e che passassero sulla sopraelevata per arrivare direttamente, direttamente senza fermate, ti portavano in Campilisi. Un trasporto, uno sa che lascia la macchina a Valmaura, prende l'autobus particolare, indifferente che numero ci inventiamo, fa la sopraelevata in 7 minuti, arriva in Campilisi. Ecco. Mi è stato detto che era stata fatta una prova e non è andata a buon fine. L'autobus viaggiava vuoto. Dobbiamo andare in pubblicità.
Dobbiamo andare in pubblicità, però dopo vi lancio uno spunto sempre sull'argomento che ci aiuterà eventualmente ad arricchire il dibattito. Tra poco. Riprendiamo la trasmissione in compagnia di Sabrina Morena del Partito Democratico, Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Dovremmo avere una telefonata, sentiamola, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Prego. Voglio saluti a loro signori, ai triestini e anche ai friulani. Prego. Dottor Gulotto, ieri l'ho vista sul Carso, sì. No? Ma io dico, il Carso lo sappiamo tutti, ma quelle ore lì perse così, ma si potrebbe anche fare un qualcosa con il numero dei migranti che arrivano, un qualcosa sul confine, oppure quelle ore lì risparmiarle e ripristinare il collegamento la domenica. Al signor Cinquepalmi, no? Sì. Visto che la Meloni è stata tartassata, prendesse il coraggio a piene mani e si vestisse di un po' di fascista e cominciasse a governare. È 5 mesi che la sta barcamenando. Dategli la possibilità, ditegli che deve governare, è stata votata per governare, per mettere il blocco navale, per mandare a casa tutti gli extracomunitari. Voi lì che avete gli extracomunitari che arrivano dal confine, possibile che non riuscite a mettere le forze dell'ordine? No, sono lì le forze dell'ordine a vedere chi è, chi non è in piazza Trieste. Ma possibile che non possono andare sul confine a vedere chi entra e chi non entra e mandarlo indietro chi non hanno i documenti? La Meloni ha detto chi non ha documenti non entra, Salvini chi non ha documenti non entra. Ma allora cosa stanno lì a fare? Cinquepalmi, una svegliata alla Meloni si potrebbe dare, una lavata di faccia si potrebbe dargliela, Grazie, mandi. Grazie. La richiesta del telespettatore è che Cinquepalmi vada a scuotere la Meloni e dice cominciamo a governare oppure no sul fenomeno della rotta balcanica. La rotta balcanica è un fenomeno che purtroppo, ahimè, veramente dà grosse preoccupazioni per il nostro territorio, nel senso che noi vediamo giornalmente centinaia di persone che arrivano da oltre confine. Queste persone che arrivano da oltre confine non solo arrivano a piedi e poi vanno a intasare i nostri centri d'accoglienza, impegnano le forze dell'ordine, impegnano i mezzi pubblici, impegnano la macchina sociale del Comune di Trieste. E queste persone che arrivano creano molti disagi per chi abita tutto attorno alle linee del confine. Ho parlato più volte con persone che abitano nella zona di San Dorligo, anche nella zona di Ferneti, si trovano persone all'interno dei propri giardini a prendergli i vestiti ad esempio. Dopodiché queste persone fanno un'altra cosa che secondo me è gravissima, lasciano chili di spazzatura all'interno del nostro Carso. Quindi noi da una parte stiamo facendo tutto il possibile per il discorso dell'ecologia, risparmiare, fare meno rifiuto possibile, stare più attenti possibile con il riciclo, e andiamo a fare una camminata in Carso e troviamo chili di indumenti buttati a terra, ecco, cose che vanno là all'abbandono. E addirittura mi è capitato di parlare con delle persone che si occupano delle pulizie a livello volontariato, che prendono, quindi tirano su questi vestiti, hanno poi difficoltà ad andare a buttarli via. Quindi noi tante volte vediamo che questi vestiti vengono lasciati dentro dei sacchi neri e poi vengono lasciati là, perché se un privato cittadino va a prendere questi vestiti, li butta nell'immondizia, potrebbe anche ricorrere a sanzioni. Queste qua sono tutte quelle regole strane che noi abbiamo. Per quanto riguarda il discorso che bisogna trovare la maniera di bloccarle, è chiaro, sono d'accordo con l'amico che ha telefonato da casa, da Udine, dicendo che bisogna bloccarli sul confine e respingere chi non ha i documenti. Esiste il diritto d'asilo?
esiste anche il diritto di vivere tranquilli. No, ecco, sì, prima perché io che abito il diritto d'asilo, non esiste, c'è scritto no, Sabina, il su diritto questo di vivere tranquilli. Sì, io mi sono trovato una mattina, io alle 4 di notte mi sono trovato persone che dormivano nel giardino della mia pizzeria, persone che arrivano oltre il confine, persone, ma sono nella mia proprietà privata. Allora perché non vengono nella tua? No, nella mia proprietà privata. Io alle 4 di mattina mi sono trovato 30 persone che dormivano nel giardino di casa mia. 30 persone. Allora, che diritto è questo? Ma che vengono a dormire a casa tua? Perché devono dormire? Io a casa mia non li voglio. Io ho paura. C'è la moglie di mio papà che si è ritrovata da sola alle 4 di mattina in un'attività con 30 persone che dormivano a terra. Secondo me non è normale. Nel 2023, in un mondo civile, queste cose non devono succedere. Perché non è regolamentata a livello mi devono dormire a casa. Allora mi devono dormire a casa. Ma che vengano a dormire a casa tua. Entrano nei giardini delle persone. Io voglio parlare, adesso lui ha parlato, voglio parlare. Io non ho finito però il discorso. Io non ho finito il discorso. Queste persone entrano nei giardini di chi abita lungo il confine e vanno a prendere. Sai perché? E vanno, hai appena detto che vuoi parlare, ma mi finisci di parlare. Ma questo disagio succede a te? No, ma cosa queste persone che abitano lungo il confine a Fernetti ma chi se ne frega del perché? Ma non è io vero. casa Tu mia, sei un politico, ma te lo chi devi se ne frega? perché? Se uno entra a casa mia e mi ruba i vestiti messi ad asciugare, ma perché tu le lasci non regolamenti ma io non faccio entrare nessuno nel mio giardino. Io per fortuna il mio bel cane di guardia lo metto in giardino. Se uno entra affari suoi, a casa mia non deve entrare nessuno. Okay. Nessuno. Morena. Non hai documenti, resta in Slovenia, non hai documenti, resta in Croazia, resta in Romania, resta dove che vuole. Casa mia, per quanto mi riguarda, la mia proprietà privata è sacra. Nessuno ha il diritto. Alto, ma c'è il cancello, lo aprono. Ma che discorso? Allora, tu a casa tua hai la porta d'ingresso. Ma smettila con questa roba di casa tua. Ma sei casa mia, io non sto parlando della città, io parlo di casa mia. Tu a casa tua hai la porta d'entrata o la lasci aperta la casa? Io a casa mia ho la porta blindata e la chiudo quando vado via. Facciamo parlare Morena, prego. Allora, essendo il tema delle migrazioni un tema purtroppo a livello globale e soprattutto europeo. E noi paghiamo il 70%. Tutti arrivano in Italia. Perché noi europei mettiamo in condizione le persone che cercano rifugio e asilo di viaggiare e in quelle condizioni, che non quindi che prendono un autobus, arrivano o un treno, vengono normalmente nel nostro paese come veniamo noi da Serbia, Turchia, quel che volè, insomma, no? Viaggiamo normalmente, certo. Prendiamo un aereo, una cosa, eccetera, no? Noi mettiamo queste persone nelle condizioni di fare dei viaggi assurdi, nelle condizioni più tremende, senza acqua, senza cibo, senza niente, spesso sono intere famiglie con bambini. Tutto questo perché noi non vogliamo, e dopo chiaramente le persone si ritrovano buttate lì in mezzo alla strada, eccetera, no? Allora questo è purtroppo un fenomeno globale che l'Europa si deve decidere, come dire, di regolamentare in modo serio, certo. Se no altrimenti le persone che sono comunque disperate si trovano comunque a venire qui a trovarsi nelle situazioni così, ma questa è una nostra responsabilità proprio umana. Tra l'altro, allora, e poi ci sono delle cose che voi avete promesso in campagna elettorale, e questo bisogna dirlo signori, che non si possono fare. Il blocco navale è una stupidaggine, non si può fare. Esiste comunque un diritto di asilo e questo diritto è un diritto sancito dalla Carta Costituzionale nostra, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Carta dei diritti umani. Una persona che ha bisogno di protezione
gliela va data. E posso dire, visto che ci si lamenta anche tantissimo che non c'è manodopera, altre cose, eccetera, noi perché non accogliamo normalmente queste persone? Invece noi dobbiamo accoglierle, ma anche dopo che avranno fatto dei viaggi assurdi e che quindi hanno anche dei traumi. Allora, noi potremo benissimo accogliere, formare queste persone che possono anche lavorare nel nostro paese. Cosa ha fatto la Germania con i profughi siriani? Se li ha presi tutti. Sono scelti la Germania si sono scelti i profughi, si sono scelti, non è che sono arrivati. Scelti, hanno preso le se cose. li sono scelti, hanno preso le famiglie. Potevamo anche scegliere noi arrivano su noi non abbiamo voluto. Noi arriva il 70% delle persone che arrivano poi in Europa, il 70% si ferma in Italia, dati di pochi giorni fa. Dopodiché di queste persone che arrivano, sì, è proprio così. E comunque ricordati che l'Italia viene pagata dall'Europa anche per tutti questi profughi che arrivano. Pertanto se lamenta. Di queste persone che arrivano, quante hanno il vero diritto di rimanere in questo territorio? Circa il 20%, gli altri persone non esistono, quindi dire prendiamoli, formiamo, che li facciamo lavorare. Ma io tu non hai bisogno di persone che lavorano. Brava, ho bisogno di persone che lavorano. Ma se io anche tanti stranieri che lavorano. Come no? Sì, ma perché io ho bisogno di persone serie, e come persone fai a raggiungere persone con i documenti. Se io decido di formare una persona è perché questa persona viene da me e ha voglia di fare. Io non è che vado da qualcuno e lo prendo, adesso ti formo e tu lavori. Perché la maggior parte di persone che arrivano non hanno neanche come obiettivo di restare qua sul territorio. Ma non credere, tutte le persone vogliono essere... Non è vero, questo è un discorso ideale che tu fai. È un discorso, dopo se andiamo, ma tu non sai che ognuno non è vero, se dopo andiamo 30-40 familiari nel suo paese. Se dopo andiamo a parlare della realtà dei fatti, pensiamo anche i minorenni che arrivano qua, tante volte vengono mandati dall'Albania ad esempio o dal Kosovo, vengono mandati qua in Italia a studiare perché là non ci sono le scuole che formano, poi a 18 anni, quando l'Italia ha speso per formare queste persone, ritornano nel proprio paese. Ma quindi restano qui a lavorare. Ma non è vero, una ma piccola il nostro percentuale. 110 non è vero. senza i kosovari non lo facevamo a Trieste, dai, diciamoci la verità. Chiedi all'assessore Grilli come funzionava questo discorso qua. Eri anche tu nella precedente legislatura, questo te lo dovresti ricordare. Mi ricordo benissimo. E il 110% come funziona? Malissimo, proprio perché ci sono tutte queste vite che non esistono. Ma non facevamo il 110% se non c'erano gli stranieri che lavoravano nei cantieri. Diciamocelo chiaro, a Trieste sappiamo benissimo che è così. Ma non è vero, perché gli stranieri che lavorano non solo nei cantieri del 110, gli stranieri che lavorano nei cantieri, gli stranieri che lavorano nelle pizzerie, bisogna avere rispetto per le persone. Gli stranieri che lavorano sono ben accetti, che siano stranieri, che siano italiani, e sono tutti che lavorano, dai. Non è vero, ma non è vero, non sono tutti che lavorano, con che coraggio tu puoi dire che sono tutti che... Ma adesso andiamo a fare un servizio in Piazza Libertà e vediamo quanti che stanno lavorando, ma di cosa stiamo parlando? Ma dai, sono quelli che stanno là a bivaccare tutto il giorno, che stanno per lavorare, non hanno il permesso perché non hanno i documenti. Se uno non ha i documenti, che ha permesso? Uno perché non deve avere i documenti? Se uno non ha i documenti è un motivo, ma non è vero. Allora, se tutti quanti lavorano, vai in stazione, vedi quanti che stanno lavorando. Lavorare è altro. Lavorare è altro. Scommetto che lavorano. Lavorare è altro. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno? È stato intimorito o intimorita dalla vivacità con il quale stiamo affrontando la mattinata. Allora, leggo una mail. Buongiorno, ha ragione Cinque Palmi, a casa mia non devono entrare, poi non sono così poveri, hanno il cellulare di ultima generazione e anche sempre carico, scrive una telespettatrice. Col satellitare, io li ho visti fuori dal mio locale parlare col satellitare, che è una cosa che neanche io non conosco, non potrei neanche permettermela. Col telefono satellitare, ma da dove arrivano? Altra mail dice: buongiorno, a Cinque Palmi vorrei correggere la parola confini, non ci sono confini e zone di confine purtroppo, ma ex confini. A Sabrina Morena vorrei suggerire di smetterla di pontificare, poche chiacchiere sull'immigrazione incontrollata in città. Vuole rispondere? Ma io devo dire che purtroppo questo tema, il trattamento di questo tema, sempre per come viene trattato, mi intristisce molto. Proprio perché
io penso che basterebbe un po' di sana regolamentazione europea. Sono sicura che è un tema comunque molto europeo. Penso che qui a livello nostro triestino ci sono tante realtà che si occupano di accoglienza ed è molto importante anche che ci siano. Purtroppo c'è un tema, secondo me, io devo dire, non credo, tra l'altro, che neanche, cioè che come dire, che tutto quello che viene fatto dal governo Meloni, che era stato fatto anche prima da Salvini, eccetera, c'è questo taglio, no? All'accoglienza, perché c'è questo taglio, no? Sempre di più, no? C'è stato il taglio con i decreti Salvini, adesso ci sarà il taglio, c'è il taglio c'è anche questa abolizione, no? della protezione internazionale, eccetera. Cioè, sussidiaria. Sussidiaria, sì. Allora, tutto questo non aiuta nessuno se non le mafie, se non chi vuole sfruttare tutti questi lavoratori irregolari. Dice, tanto la regolarizzazione è meglio per noi tutti, perché questo è l'accoglienza buona, decente, dignitosa, eccetera, è meglio perché comunque consente di avere un certo ordine anche sicurezza. La mancata regolarizzazione perché dici no, perché pensi che così risolvi, che così non vengono, che non è vero, anzi crea ancora più insicurezza, è fatto apposta che non è stato, no, usato, aperto, che c'era questo progetto che era stato chiesto, no, di aprire il mercato, la zona del mercato vicino alla stazione, proprio per, diciamo, i migranti di passaggio, sì, se vogliamo, no? La bassa soglia, eccetera. È fatto apposta per lasciare lì la gente e dire e sentire che tutti si lamentino, e così abbiamo un bel argomento da campagna elettorale. Quindi non è, voi non volete l'ordine e le cose, voi volete creare il casino, non sostenendo l'accoglienza, non sostenendo l'integrazione, non sostenendo niente, proprio per creare confusione e soprattutto aiutare chi vuole sfruttare in modo irregolare. Vedi i lavoratori che abbiamo avuto anche noi nelle nostre campagne friulane, no? Che c'era tutto un gruppo schiavizzato praticamente, no? Ecco, questa cosa alimenta l'illegalità. Basta cioè la mancata accoglienza alimenta l'illegalità. Infatti quello che si sta cercando di fare è mettere delle regole, mettere un numero massimo per le persone che devono arrivare, perché l'accoglienza ha un costo. L'accoglienza, io con che coraggio vado da una mamma di un bambino e gli dico tu non hai soldi perché devo mantenere l'accoglienza. L'accoglienza ha un costo, l'accoglienza diffusa, si è visto il danno che ha fatto nella nostra città, perché dopo dall'altra parte abbiamo l'accoltellamento e la rissa e la baruffa, perché c'è un'altra cultura, ok? C'è un'altra cultura, abbiamo la cultura del coltello, abbiamo la cultura... Sì, ma questa non c'entra niente. Ma come non c'entra? Guarda caso sono sempre gli extracomunitari che quando sono... Sì, ma non sono stati tutti, Tutti, il 99,9% periodico sono sempre gli extracomunitari. Ma non è vero, allora parliamo degli ultimi fatti di cronaca, vediamo quanti italiani e vediamo quanti extracomunitari. Se dopo dobbiamo lavarci la coscienza, lavarci la bocca, lavarci i denti, far finta che siamo tutti bravi, apriamo l'accoglienza, dobbiamo formarli, non si può, io punto a formare i nostri giovani, io punto a formare i miei ragazzi, io punto a dare una mano. Ma lo sai che c'è la piramide rovesciata, lo sai che ormai non ci sono abbastanza giovani, lo sai questo, e anche prima che nascano con
le vostre meravigliose politiche per la famiglia, intanto c'è una piramide rovesciata, per cui i giovani non ci sono. Questo è per colpa di chi? Per gli ultimi 10 anni di politica, questa è la colpa. Che non si è andata a aiutare le famiglie, tanto si è parlato, non si è andata a aiutare le mamme che devono partorire, non si è arrivata ad aiutare i ragazzi, formazione di linee di scuola. Non è stato fatto niente. Non è stato, sono state fatte. Beh, comunque eravate anche voi al governo. Ma chi? Fratelli d'Italia c'era il governo, ma quando? No, però i vostri alleati ma sì. Quando? I vostri alleati la Lega. Noi non c'entriamo proprio niente. Dai Sabrina, una telefonata. Infatti Soumahoro parlava, lo dica a Soumahoro, PD, l'accoglienza del sinistra. No, ma sempre sinistra ecologia. Buongiorno. Pronto? Prego. Sì. Sì, perché sento un po' gridare oltre il televisore, non capivo quando poteva intervenire. Non vorrei mettere altra carne al fuoco, dico intanto solo una mia opinione. Io seguo un po' questa cosa degli immigrati, anche perché una sera sono scesa tardi dal treno in stazione e dico la verità che Piazza Libertà, non posso dar ragione alla signora, ho visto uno che faceva la pipì sull'albero, un altro che dormiva sulla panchina e sinceramente avevo anche paura a tornare a casa. Poi tra l'altro ho seguito vari servizi, ho visto le città di Milano, ho visto altri posti dove tanti immigrati, purtroppo bisogna dirlo, vengono qua anche per delinquere, vendono droga, violentano le donne, tutte queste cose qua. Io mi dico, non dico di mandarli via tutti, però bisogna avere un numero, perché non si può accoglierli tutti, perché sennò andiamo a finire male veramente. Non posso essere d'accordo con la signora che dice siccome sono poveri che scappano di qua, scappano di là, bisogna farli lavorare. Innanzitutto dovrebbero lavorare prima i nostri italiani e poi casomai vedere di loro, perché insomma io capisco che l'Unione Europea decide su tutto, ma noi dobbiamo anche salvaguardarci come triestini. Non è possibile andare in giro. Io in città l'altra volta ce n'era uno che voleva vendermi a tutti i costi un libro, io non volevo, e mi prende per il braccio e mi tira. Insomma, non lo vedo normale, in pieno giorno, dico. Poi, a parte questa, che è una mia opinione, volevo chiedere alla signora, visto che ha iniziato a parlare delle smart city, e non tutti sono, diciamo, informati su cosa significa. Io un po' che seguo le cose, so che le smart city o città dei 15 minuti sono le stesse cose. Quindi per avere una città smart bisogna avere identità digitale, che se fosse usata per scopi, fra virgolette, benevoli, potrei anche essere d'accordo. Ma visto come è andata col Green Pass e tante altre cose, io penso che un domani, visto che si parla che noi non dobbiamo inquinare, la città dei 15 minuti praticamente significa avere tutte le cose vicine per evitare di usare la macchina, per evitare di inquinare, per evitare tutto il resto. Però io mi dico, noi siamo tanto bravi a livello europeo a non inquinare. Poi la Cina e l'India, che sono i maggiori inquinatori, non si potrà dire così, non è la parola giusta magari, no? Come la mettiamo? È inutile che noi facciamo i soldatini tanto bravi e poi il resto del mondo fa quello che vuole. Io la trovo una cosa assurda, anche perché, le ripeto, non mi fido di questa identità digitale come chiave per queste città smart city o città di 15 minuti, dove vogliono tutti quanti segregarci, perché è come essere segregati, non potersi muovere. E ho letto in più, e non so se la signora confermerà, che ci saranno delle uscite nell'arco dell'anno, mi sembra 100, dove si potrà andare oltre al posto dove si vive. Se questa non è una prigione, mi scusi, io la vedo così. Va bene. Grazie, buongiorno. Grazie. Guardi, mi permetto, prima di lasciare la parola, poi dobbiamo andare in pubblicità, di raccontare alla telespettatrice, visto che parla delle smart city e delle città dei 15 minuti, che c'è un esempio virtuoso a Londra, nel quartiere di Canary Wharf, dove è sta per essere, diciamo, creato un quartiere moderno, che è destinato proprio ad avere questa mobilità e questa gestione del circondario, del rione, proprio con la cosiddetta città dei 15 minuti. Ci sono stato a ottobre, ci andrò anche recentemente per altre questioni, proprio in quella zona. A mio giudizio funziona. Ma perché funziona? Perché chi sta in quel rione, noi diciamo rione, sono mezze città, se dobbiamo paragonarle a Trieste o alle città del Friuli Venezia Giulia, però in quel quartiere, in quella zona di Londra,
tutto ciò che i residenti di quel luogo hanno bisogno lo trovano, non sono costretti ad andare in quei luoghi, ma sono agevolati al potersi muovere a piedi. E l'anti-altura, insomma, in Sì, questo diciamo. senso. Ma sono agevolati a potersi muovere in un territorio più ristretto per i beni essenziali. Poi è chiaro che chi vive a Canary Wharf e poi lavora a Liverpool Street si prende la metro e ci va, non è che è certo. imprigionato nel suo rione. Però avere il presupposto che in un quartiere, chiamiamoli quartieri per semplicità, in un quartiere io ho la banca e la filiale della mia banca, ho lo store dove trovo l'abbigliamento, l'alimentare, la farmacia, il locale dove posso passare la serata o il locale dove posso mangiare al mattino, fare la colazione. Cioè, avere tutta una serie di è un vantaggio per chi poi magari finisce tardi di lavorare, torna a casa e ha tutto nella zona, oppure la mattina ha libero e non vuole farsi la traversata. Perché noi siamo abituati a ragionare su volumi diversi, cioè come diceva Morena, di una città che percorri veramente Trieste in 15 minuti se guardiamo al centro storico. È chiaro che se io come dicevo prima, da Greta devo andare a Borgo San Sergio ci sto molto di più di 15 minuti, però credo, non sto contestando quello che ha detto la signora per amore cielo, io fornisco uno spaccato, credo che l'agevolare il cittadino ad avere molti servizi, e qui ci sta molto del privato che deve investire, molti servizi a portata di mano, comporta anche un utilizzo minore della macchina, nulla vieta che poi se uno vuole andare a Greenwich perché vuole farsi la passeggiata, prende l'ovovia, che lì c'è anche un'ovovia che collega Victoria a Greenwich, prende il mezzo di trasporto pubblico privato e ci va. Ecco, non credo che sia un concetto di imprigionare le persone, quanto di fornire loro dei servizi che permettano loro anche di non doversi spostare così tanto e inquinare così tanto. Poi ognuno è libero di andare dove vuole all'interno della città, finché c'è libertà di circolazione, credo che siano tutti abbastanza tranquilli. C'è un po' il tema anche quello che riguarda il PNR e i servizi di prossimità, no? Cioè nel senso anche per quello che riguarda la salute, c'è proprio questo tema, anche perché dalla signora, cioè io penso che nessuno, appunto esiste la libera circolazione in tutta Europa e quindi è anche giusto che noi circoliamo e anche gioiosamente, però è anche vero che poi perdere anche tempo o inquinare per andare, non so, a trovare la cartoleria che non ce l'hai più vicino a casa, e infatti molti supermercati non a caso mettono la cartoleria adesso, perché hanno chiuso quelle più piccole, no? E altre cose. Allora io penso che insomma possiamo goderci la vita, cioè fare altre cose nella vita. Uno. Due, ci sono tante persone anziane, come dicevamo, una società, come hai detto, più grande, più adulta, di diversamente adulti giovane, come siamo noi. Allora dico, bisogna pensare a queste persone, no? Perché per una persona abile è facile prendere, andare, fare. Per una persona che, metti caso, ha difficoltà a camminare, eccetera, di vista o di altro, è anche più socializzante forse dire posso uscire e trovo le cose. È la stessa cosa per la sanità, è importante trovare questi servizi di prossimità. Il problema è che mi pare che la regione va in tutt'altra direzione, e qua mi rifaccio ai consultori, scusate che so che ti volevo parlare. In pubblicità, le prometto che subito dopo ne parliamo. Breve pausa, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, andiamo a sentire una telefonata, poi Morena le lascio spazio per parlare dei consultori, come mi diceva prima, della pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, sono Gabriela di Largo Barriera. Sì. Volevo segnalare una situazione che abbiamo qua nel quartiere. Sì. Di fronte al Despa del Largo Barriera e la ex Unicredit si stanno tutto il giorno due clochard, un senza tetto sicuro, conosciuto già nel quartiere con gli anni, perché prima suonava lì in strada, chiedeva l'immobiliare così, ma in questo ultimo anno la sua situazione di salute si è aggravata molto. E adesso già incomincia a essere un disturbo per il nostro quartiere, no? Devo
la parte sociale del comune dovrebbe trovare una soluzione per queste persone. E un'altra persona che se parcheggia tutte le mattine davanti al Despar, anche lì con una situazione di salute brutta da vedere, però noi come cittadini veramente a me causa impressione tutte le mattine vedere queste situazioni. Queste persone già sono da anni qua in città, deve trovare il comune una soluzione a questi problemi di disagio, deve trovare una soluzione di andare a prenderli, bagnarli, perché entrano dentro il supermercato. Mi pare che questo già è una situazione grave. La polizia passa però non guarda niente, continua diritto, i nostri vigili urbani continuano diritto, quindi bisogna trovare una soluzione, ok? Bene, nient'altro per oggi. Per oggi non ci sono altri 1000 problemi. Sì. Grazie, buongiorno. Grazie. Buongiorno, grazie. Le segnalazioni è puntuale su un sì, preciso ci sono angolo già della state, città. però io ho visto che lì è una persona senza fissa dimora che era tra l'altro anche nel mio quartiere. E che so che spesso hanno chiamato, poi è stato portato penso in ospedale, poi dopo però escono perché c'è la libertà di questo. Mi viene in mente la storia di Polidori quando era assessore alla sicurezza, che c'era quel senza tetto che dormiva all'esterno del supermercato della comunità romena. Sì, l'aveva. Okay? Lui stesso non voleva rientrare sotto è quello c'è che anche non la difficoltà che tante persone vogliono restare eremite, bravo, come non mi viene la parola. Quindi veramente c'è la difficoltà. Sì, diciamo che c'è chi tra virgolette anche non tutti, naturalmente, però un po' chi sceglie per vari motivi di essere senza fissa dimora. È vero che fa comunque una cosa un po' che stringe il cuore per certi versi. Io so che ci sono però le unità anche di strada che veramente monitorano, però sì, forse bisognerebbe riuscire, non so cosa fare in comune, di trovare, però so che insomma, lo so che anche i centri di salute mentale insomma si occupano di queste cose. Diciamo che nessuno può dire che quello che era l'assessore Grilli non era attento appunto su tutte le problematiche del sociale di Trieste. I problemi sono talmente tante. I problemi sono talmente tanti. Quindi io penso che molte persone, appunto una volta una persona così era vicino a casa mia davanti a un altro supermercato, avevo visto che erano venuta comunque la polizia locale, poi l'hanno portato via l'ambulanza, però poi è tornato. Sì, dopo adesso ritornano... penso che si è spostato in quest'altra zona, no? C'è un po'... persone conosciute sì, che... forse esistono in altre città, e c'è un po' il tema che era un po' quello che si tornava sui migranti, ma che c'entra, no? Di questi centri di bassa soglia, no? Come i dormitori, le cose del genere. Mi domando, questa è una domanda perché non lo so e chiederei a qualche esperto, perché ci sono gli esperti, no? Di bassa soglia, come appunto chi lavora in centri di salute mentale o altri, se queste persone andrebbero comunque, se ci fosse un dormitorio in più, se ci andrebbero o no. Ecco. Perché questa per esempio magari potrebbe essere anche una delle possibilità. Probabilmente no? Nel periodi invernali questi posti sarebbero anche iperaffollati, pensando sia a chi lo fa, tra virgolette, consentitemi il termine che non è quello corretto, ma che lo fa come scelta di vita, che sia anche quelle persone che appunto pensiamo a chi è arrivato oltre confine. Perché quello che io dico, che questo lo dico al consigliere Cinque Palmi, perché se ci fossero questi posti in più, come per esempio poteva essere quello della via Flavio Gioia, è anche un modo per intercettare, al di là delle persone migranti, e anche altre che so che dopo magari possono entrare, come dire, essere recuperate. Io a suo tempo avevo fatto un documentario per la comunità di San Martino al Campo e c'erano tante storie di persone, perché nella vita può succedere, no? Che uno a un momento che magari era un artigiano, dopo non può più lavorare per questioni di salute,
e si ritrova in strada da un momento all'altro, no? Anche persone che escono da separazioni difficili. Sì, ecco, insomma, nella vita può succedere di tutto e magari uno si lascia andare, no? E si mette a bere o altre cose, allora ti ritrovi in strada. Infatti noi dobbiamo, non tanto, anche abbastanza facilmente. Dobbiamo essere presenti in questo caso. Ma se tu hai un centro a bassa soglia, che così tu anche incontri queste persone, puoi parlarci e poi magari trovare, io so di persone che dopo hanno trovato tramite accoglienza nella comunità che li ha seguiti un po' all'inizio e dopo hanno ripreso a lavorare, a fare, perché ci sono dei momenti di fragilità ecco, per questo dico che tante volte è importante avere questi posti per intercettare proprio queste cose, perché a volte non le intercetti. Molte volte anche per una questione di dignità le persone non si affacciano, no? all'aiuto. Anche quello, perché qualcuno sa andare in comune, altri non sanno, c'è un po' di tutto. Voleva dire dei consultori? Sì, ecco, sì. No, volevo dire quanto sia importante la medicina di prossimità, no? Soprattutto appunto a Trieste. Allora c'è l'idea di accorpare di 4 consultori, di accorparli e di farne diventare 2, no? Uno mi sembra a Roiano e uno a Valmaura, se non sbaglio. Correggetemi perché non c'era ieri anche sul Piccolo. Allora questa dal punto di vista anche proprio degli specialisti è una insomma anche questo invece va contro questo concetto di prossimità, per cui metterà in condizione le mamme, le famiglie, i genitori, perché insomma il consultorio familiare anche riguarda tante persone, di dover fare dei viaggetti, insomma, ecco, e questo da un certo punto di vista non fa bene, e soprattutto non fa bene poi lì ai quartieri dove erano dei punti di riferimento e dove perché allora è stato spiegato da Sugi che così si potranno tenere più aperti, no? Perché si mettono più persone insieme, però in realtà dal punto di vista anche degli operatori non è proprio così, no? Cioè comunque si diminuiscono gli operatori e quindi il rischio che ci sia meno servizio, meno ascolto. Non so se e dal punto di vista probabilmente forse anche no, però il servizio soprattutto fatto nella prossimità, questo io mi chiedo perché allora davanti a un PNRR, a tutta una serie che parla di medicina di prossimità, a tutta una serie di indicazioni che abbiamo anche capito in pandemia quanto avevamo bisogno anche delle cose vicine davanti a una popolazione anziana, a Sugi e anche la regione va da un'altra parte, perché accorpa sia i distretti che i consultori familiari, e da 4 diventano 2. L'idea è di creare che tu come cittadino vai in un centro, non so, un unico centro diabetologico è stato fatto, anche lì tutti che devono andare su a San Giovanni. Cioè, come dire, mi sembra che si va all'incontrario. Infatti, però della cosa. Allora, capisco le razionalizzazioni aziendali, però secondo me state sbagliando. No, lo dico subito. Io su questo alzo le mani, non sto sbagliando, nel senso c'è una maggioranza di cui su questo andiamo a fare quel discorso che si è parlato soprattutto nel periodo del Covid, quando si dice non ci sono più medici. Ecco, con tutto che mancano dottori, mancano infermieri, mancano medici, ma dal medico di base al farmacista, si continua a lavorare col numero chiuso. Gli studenti ci sono tantissimi ragazzi che vogliono entrare in medicina e hanno la difficoltà perché c'è un esame che non valuta tanto veramente le potenzialità del giovane, ma hanno tutto un sistema particolare che veramente forse è basato più sulla fortuna che su altro. Ecco, quindi bisogna assolutamente eliminare oppure ampliare questo numero, che dopo io dico questo, no? Se
consentitemi, Ciccio non fa per barca, si perderà per strada, non è detto che arrivi fino alla fine del percorso di studio. Allora aiutiamo questi ragazzi ad approcciarsi. E tanti Ciccio per barca sono magari rimasti fuori. Restano esclusi, o magari noi vediamo magari i ragazzi che sono arrivati fino a quel momento un po' incerti, cominciano quel percorso di studi e gli si aprono le lampadine. Ecco, quindi aiutiamo, togliamo o ampliamo questo numero. Facendo così si avrà medici più giovani, si riuscirà ad aumentare il numero degli operatori, e per questo magari si riuscirà a fare come c'erano. Io mi ricordo che noi avevamo, non dico un medico di base ogni portone, ma una volta c'erano in tantissimi condomini, c'erano veramente tanti medici di base, cosa che oggi mancano. E poi bisogna anche dare, perché sembra che manchi la borsa di studio per gli specializzandi in medicina generale, per cui le persone vanno meno. Oppure vanno all'estero, perché se uno va in Spagna, ad esempio a fare medicina in Spagna, non ha nessun numero chiuso. Quindi va a studiare, fa il percorso di studio in Spagna, diventa medico in Spagna e tante volte ovviamente resta là. Quindi noi perdiamo i nostri ragazzi che hanno volontà di fare. Per questo io dico aiutiamoci per favore. Però lì secondo me bisogna, però dal punto di vista della regione bisogna capire com'è questa cosa, perché è una riforma che va contro proprio questi principi della medicina di prossimità e delle cose. Sarà per carenze varie, però secondo me non è giusto, e soprattutto non è giusto che le persone anziane debbano fare dei percorsi lunghissimi. Pensiamo a uno da Domio che deve andare comunque al centro diabetologico di San Giovanni. Scusate, perché con tutti gli autobus che funziona è un viaggio. Non tutte le persone anziane hanno la fortuna di avere magari un figlio, molti sono soli poi a Trieste. Purtroppo qualcuno è solo e là veramente vediamo che tante persone, che qualcuno anzi decide addirittura di non curarsi, prende gli appuntamenti, tanto vediamo cosa che succede. Ecco, e questo qua è veramente una tristezza. Su questo no, dovete una cosa d'accordo. Io e Sabrina siamo d'accordo su tante cose, abbiamo ricette diverse. Discorsi di maggioranza. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Allora sono Luisa. Sì. Però un poco di positivo devo dirvi. Allora sono Luisa e abito Campopietro Metastasio. Appena arrivata 40 anni fa, era un po' perché noi dovevamo comprare le case delle Lloyd Adriatic, no Allianz. Con tanto sacrificio veramente, però pian pianino in tanti anni la arriva. Sotto casa avevamo un grande cortile con bei alberi meravigliosi. Incomincio era dura, 40 anni fa non avevamo pace, avevamo veramente sotto, spaccava le macchine. Cosa noi che abbiamo fatto i condomini, 180 condomini insieme, avevamo messo le telecamere, avevamo chiuso l'entrata, adesso c'è un bel giardino, questo bel cortile con delle panchine, la gente si senta, il aperto un bar che è pieno di gente, che si senta, anni che non può camminare, mi trovo adesso benissimo. Poi avevamo la fortuna che avevamo tutto vicino, mi ricordo che portavo il mio piccio subito qua sotto casa all'asilo, c'è il nido vicino, c'è la Foschiati 2 passi, c'è le medie 2 passi, dopo mio figlio si andava a Galvani che 2 passi, il cimitero 2 passi anche per dire, avevamo anche via Mascani, avevamo il distretto, tutto attaccato ai nostri condomini, poi avevamo tutto bel verde, avevamo il giardino sotto casa, mi trovo benissimo, devo dire la verità, con tanta negatività che tutti, però noi avevamo tutto, la farmacia, mi godimenta via Coloncovic, veramente, avevamo la coppa sotto casa, vado col carretto a casa, veramente adesso stiamo da Dio, bellissimo, mi trovo benissimo, Campopietro, però avevamo locato, avevamo messo le telecamere, avevamo un pochettino e l'asfalto su un po' dei buchetti, bisogna riparare quella roba. Ti ringrazio. Grazie Luisa, grazie. Questo un po' avvalora quanto abbiamo detto prima riguardo alla prossimità. È chiaro che c'è bisogno di un intervento di un privato, perché come si diceva prima ad altura
non è che ad Altura il comune prende e apre un supermercato ad Altura, non è che prende il comune o la regione e apre un negozio di scarpe. Però ha detto una cosa giusta la signora, crea le condizioni, che no? hanno abbellire anche marciapiedi, mettere fontane, panchine, parchi, lottato scuole. i cittadini, no? Cioè nel senso che parte anche attiva, la parte attiva della cittadinanza. Sì, io penso che comunque è una cosa importante, no? La partecipazione e trovare forse delle soluzioni a Poggi insieme. Paese, proprio sopra la via Paesiello, c'era una volta un supermercato che si accedeva con delle scale mobili, un grande locale, si parla di oltre 1000 metri quadrati. Quel locale ormai è vuoto da più di 10 anni, lo davano in affitto o anche in vendita a un prezzo veramente stracciato, quasi regalato. Con tutto ciò, quel posto è ancora chiuso. Ecco, e là c'era quel supermercato e dopo c'era una Coop più avanti, che poi c'è una pulitura, c'era un 2 o 3 baretti. La Coop c'è ancora. La Coop c'è ancora, però quella grande dove c'era Campo Metastasio, dove c'era anche gli uffici comunali per andare a fare appunto le carte, per fare la carta d'identità e tutto. Hanno chiuso quello, hanno chiuso il bar, hanno chiuso anche il supermercato. Comunque è una zona però un po' c'è, perché popolata. Come dice signora c'è un bar aperto in Campo Sì, Metastasio, comunque ci sono dei locali, è una bella zona abitata e viva, è un rione vivo. Ecco. Leggo un paio di mail. Ciao Bernardo, a te gli ospiti, a parte che non condivido niente di quello che dice la signora Morena, ma se questa è per l'accoglienza, oltre che a prenderseli a casa sua i clandestini, perché non va a pulire con i suoi amici il Carso che questi ogni giorno lordano? È troppo facile pontificare, dice Giorgio Marchesic. Va bene, prende atto. Altra mail dice una domanda. No, prendo atto, ma vorrei dire ancora una cosa, perché dalle descrizioni sembra che uno non può più camminare in Carso, perché ci sono tanta roba. Sì, certo, però io vado anche in Carso, però ci sono non certi è una sentieri, cosa, ci sono certi sentieri ma che non veramente esageriamo anche, no? Perché il Carso è grande. Sì, però insomma dopo sembra che uno non può neanche più camminare mail dice, una domanda. o fare, cioè questo è importante. Io dicevo che è importante invece se uno fa una seria accoglienza è un modo anche di regolamentare le cose, invece di lasciare questa deregulation che dopo alimenta l'illegalità. Altra mail dice una domanda: i famosi ecologisti che sono contrari alle navi bianche, non li sento protestare contro le petroliere che ho visto ieri in un servizio dove il responsabile dell'oleodotto ha detto che qui arrivano 400 navi all'anno. Questo scrivono sempre via mail. Altro è il fenomeno degli imponenti flussi migratori non può che essere gestito da una nuova organizzazione europea, strutture, mezzi, persone e personale esperto, luoghi appositi che intercettino i migranti per le prime cure e corretto instradamento del migrante. Un'organizzazione finanziata col bilancio dell'Unione Europea e presieduta da 5 Paesi membri UE a rotazione semestrale. Dovremo spingere molto verso questa soluzione. Certo. Nessun Paese può farcela da solo a gestire correttamente questo fenomeno che durerà per decenni ancora, almeno al minimo. Quindi un'idea, una bozza di idea, strutture, mezzi, persone, organizzazione europea, magari a rotazione di presidenza, che possa però a questo punto creare le condizioni nei posti, nei luoghi, non a parole, cioè non a Bruxelles dice facciamo e poi non si fa, oppure a Bruxelles dice facciamo e poi l'Italia si deve arrangiare. Insomma, ecco, devi farlo bene, devi farlo anche rispetto anche alle tue ambasciate, ai permessi che puoi dare, cioè secondo me anche all'incontro, se vogliamo, di domanda e offerta, perché il problema è anche questo, no? Che tante volte che con le famose leggi, questa era addirittura Bossi-Fini, in realtà non fanno incontrare l'offerta, la domanda di lavoro con l'offerta, per cui uno si presuppone che tu puoi prendere uno che anche neanche conosci, e non è così. Tu dovresti dare la possibilità alle persone comunque di incontrarsi, tanto più che anche a livello di mail adesso è anche più cioè come dire, potrebbe essere anche più facile con le reti. Sentiamo una telefonata, che poi abbiamo poco tempo che dobbiamo chiudere. Buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Volevo domandare alla signora qua, sì. Abbiamo 18.000 criminali, cioè delinquenti nelle nostre carceri, 18.000 stranieri che ci costano 1 miliardo all'anno. Vediamo costantemente, consiglierei alla signora Morena di andare a vedere un sito, I crimini degli migranti, che è un sito che raccoglie tutte le
delinquenze che si fanno in Italia, che è una cosa incredibile da vedere, che si vada a vedere qui. Poi, dove c'è scritto che noi questi immigranti clandestini, perché buttano via, come avete discusso prima, i passaporti, no, e non si sa, cioè si sa perché, ma non si sa perché lo buttano via, vengono qui che bisogna appena fare un'esplorazione per sapere di dove vengono, da dove vengono, cosa fanno, se sono delinquenti o no, non si sa niente, oltretutto. Poi, ultimamente abbiamo un'invasione tremenda. Domando, ma quando finirà questa invasione? Quando finirà? Cioè ci toglie un numero fisso, basta, chiuso. Abbiamo 5 milioni di poveri, 5 milioni di disoccupati. E questi cosa faremo? Metteremo al posto i clandestini che vengono qui? Poi perché dobbiamo mantenerli noi? I nostri immigrati quando vanno all'estero si mantengono da soli, si pagano l'affitto, il mangiare, questi qui vengono qui a sbaffo a mandare in malore il nostro paese. Di cosa stiamo parlando? E quindi i delinquenti, qui a Trieste ne abbiamo anche sulla statua che ogni giorno passo per Piazza Unità, Piazza Libertà, ci sono tutti quanti seduti sulla statua, ogni volta bisogna mandare il comune a pulire le piazze che ci costano e anche in giro, abbiamo il calcio carico di vestiti, di immondizie, di tutto e di più, e questi qui sono lì che cazzeggiano per Trieste senza fare niente. Almeno mandateli su a pulire quello che hanno sporcato, questi zozzi, per non dire. Cerchiamo un po' di mettervi, voi avete perso le elezioni anche per questo motivo e noi abbiamo vinto le elezioni e non li vogliamo, cioè vogliamo una condotta normale, che vengano qui col passaporto, che facciano il soggiorno, che si prendano il soggiorno e regolarmente e nessuno dirà niente, ma in questa maniera è impossibile andare avanti e voi lo sapete. Grazie, buongiorno. Grazie, noi dovremmo chiudere perché sono le 9 poi l'argomento sì, comunque è stato avremo pur perso le elezioni, ma io sono contenta di tenere la mia umanità, perché cioè, sinceramente non è che io non mi sono sento delle umano, persone umane, queste. Purtroppo Parliamo di esseri per colpa umani. di qualcuno non si fa credito a nessuno. E questa qua è la regola di vita. No, ho capito, e ma questi qua purtroppo 10 saranno bravi, ma 90 sono delinquenti. Ma sì, dai, non è questa la percentuale. Non bisogna mettersi il prosciutto sugli occhi. Ma non ci sono donne, bambini. Non ci sono donne e bambini, la maggior parte sono tutti uomini. Ma sì, ma infatti le donne e i bambini sono tutti quanti accolti. Non vedrai mai donne e bambini in Piazza Libertà che fanno pipì sulle statue. Ma molti, lo sai perché quelli che c'erano in Piazza Libertà che dovevano essere accolti non erano accolti dalla prefettura? Tu non vedrai lo mai sapevi donne che c'erano e bambini questi? in giro per strada a non far niente. Amiche mie li hanno incontrati di notte che non sapevano dove andare, hanno già una piazza di spaccio. Non è così. Dopo una settimana che sono già a Trieste stanno già in strada a spacciare. Basta così, io avrei avuto bisogno di un caffè per svegliarmi, bastava invitare Morena e 5 Palmi, che il caffè non serve più. Grazie, a parte gli scherzi, a Sabrina Morena del Partito Democratico, a Gabriele 5 Palmi, consigliere comunale dei Fratelli d'Italia. Buon lavoro e buona giornata a entrambi. Buona giornata a tutti. Grazie, buona Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del dottor Dino Cafagna, ben ritrovato. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Sì. Noi riprendiamo quanto avevamo cominciato 2 settimane fa con l'orto lapidario. Sì. Adesso apro ecco, le perfetto. immagini. Ecco sì, l'altra volta abbiamo parlato dell'orto lapidario, parlando del contenente, che sarebbero queste mura medievali, questo che è rimasto delle mura medievali, ecco, per cui abbiamo una fotografia, oggi viceversa troviamo tanti alberi, tanti cespugli che nascondono, ecco, all'inizio del Novecento era più spoglio, si può vedere la bellezza di queste mura medievali che sono fatti di camminamenti, di fessure, di scale, di porte, di camminamenti che si possono ancora fare, quindi se qualcuno ha un po' di fantasia respirerà un po' l'aria così medievale. Ricordate come la gran parte delle mura medievali siano scomparse, siano state abbattute perché non servivano. Questa è una zona un po' periferica della città e quindi sono rimaste, quindi il contenente di questo orto lapidario, che oggi si chiama anche Museo Civico di Storia e Arte, è rimasto così. Ecco, quello che viceversa oggi affronteremo è il contenuto, cioè le varie pietre, perché qui sono state raccolte le pietre più importanti della storia triestina per quanto riguarda il Medioevo, per quanto riguarda il Rinascimento, ma anche
anche recentemente con la famosa distruzione, quel famoso piccone, diremo così, che voleva sanare un punto la struttura della Civitavecchia, dove l'abbattimento di queste case, che sono case che potevano essere anche antiche, ricorderei come Civitavecchia era la città romana, Tergeste, poi medievale, ecco, quindi noi possiamo trovare cose che possiamo trovare ancora oggi, delle case del 300, del 1300, ci sono un paio di case in città che hanno delle bifole che stanno a indicare come quelle case siano molto antiche, del 300 del 400, insomma in poche parole quelle pietre artistiche sono state salvate. Vediamo un po' le prossime. Un attimo che devo che non mi ricordo cosa avevo messo. In un altro modo, un attimo solo perché allora dovrebbe essere, ecco qua. Beh, allora quando entrate nel museo della parte alta, ci sono 3 entrate per quanto riguarda il museo lapidario, trovate questa incastonata, questa incisione in definitiva, ecco, che siccome non ha nessuna etichetta, tra l'altro molte di queste pietre hanno delle etichette molto semplici ma utili, ecco, perché danno una data, danno di cosa si tratta, non raccontano la storia che viceversa la faremo noi oggi, perché ogni pietra può sembrare semplice come questa, un po' dirci niente, ma in realtà questa è una pietra importante, perché avevamo sottolineato l'altra volta che nel 1470 i triestini si erano ribellati alla gestione asburgica austriaca in qualche modo, l'imperatore si è arrabbiato e arrivò nel 1470, Federico III arriva e massacra i triestini, ecco, tanto che va sotto il nome appunto di distruzione di Trieste quel periodo, e però rifà in qualche modo, rimette un po' le cose a posto, punisce severamente ovviamente i ribelli e ricostruisce le mura e le torri di Trieste, le fa più forti, più ampie e amplifica. Per esempio abbiamo visto quello che chiamiamo orto lapidario, che viene chiamato anche il giardino del capitano Cesario, ecco, fa ricostruire anche questa struttura, è lui quindi che nel 1470 ha costruito quella aggiunta in qualche modo ai muri medievali che abbiamo visto prima. E qui quindi questa incisione ci ricorda che l'imperatore romano, che poi sarebbe Federico III, che si vanta di essere sì imperatore d'Austria ma anche imperatore romano, ha fatto ricostruire nel 1470 queste mura, quindi questa lapide di per sé stessa ha una grossa valenza storica perché ci racconta questo episodio della ricostruzione delle mura, ma in particolare dell'orto lapidario. Vediamo un po' la prossima. Ma sì, una curiosità, ecco, quando ci sono stati dei lavori, quando è stata abbattuta diciamo così, parte delle mura, ecco, noi vediamo tra l'altro una torre pentagona del 1500 a destra, quando sono stati abbattuti si è trovata una cosa un po' strana, la A sotto sta a indicare le mura romane, cioè che sono in mattoni, come si vede, sopra viceversa c'è l'arenaria, le pietre più grandi, la B in qualche modo, quindi vediamo la prossima ancora, quindi si può dire che gran parte delle mura medievali sono state costruite sopra le mura romane. Ecco qui un particolare che abbiamo visto prima, quelle sotto sono i mattoni romani, quindi là ci passava la muratura, diremo così, la cinta muraria di Tergeste, della Tergeste di allora, e sopra viceversa abbiamo una struttura di un'arenaria di recente struttura, cioè medievale più che recente. Vediamo un po' la prossima, quindi questa curiosità, un'altra curiosità è che il melone di Trieste, ecco, è stato per lungo tempo salvato. Tra l'altro il melone era una struttura messa in cima alla torre campanaria. Nel 1340 viene costruita la torre campanaria, il campanile, e sopra ci mettono questa struttura, però nel 1400 arriva un fulmine che colpisce l'apice in qualche modo della torre e tutto crolla giù, e crolla giù anche questo melone, che non verrà più rimesso nella sua sede, verrà salvato momentaneamente. Oggi lo vedete, è diventato anche il simbolo, tra l'altro, il melone, perché ha questa struttura a più spicchi in qualche modo, è diventato il simbolo un po' di Trieste, ecco, il melone triestino, che lo trovate all'inizio, lo trovate sul castello di San Giusto. Vediamo la prossima ancora, che vabbè, questa l'abbiamo accennato l'altra volta, andiamo avanti. Abbiamo messo cosa, ancora questo abbiamo salvato, non lo so. Vabbè, ecco, parlato del rosone. Sì, certo, pensavo di averlo cancellato, ma come vedete in qualche modo, ecco, queste sono soprattutto delle pietre delle case abbattute nel 1937, di cui si salvano queste facce in qualche modo, ecco. Possiamo dire grosso modo che queste erano messe soprattutto come sulla parte alta del portone, ecco, avevano due scopi, ecco. In questo caso, se sono allegre, hanno
una funzione puramente decorativa, ecco, sulla volta appunto del portone, altre viceversa hanno delle figure più truci, più severe, che sono i famosi panduri che li troviamo tantissimi ancora anche in città, messi appunto sopra il portone, che i panduri erano anzi dei militari mercenari per lo più che appunto combattevano per l'Austria ed erano famosi per essere particolarmente feroci, ecco, per cui sgozzavano tutti quelli che trovavano sulla loro strada, facevano ruberie, diremo così che anche in qualche modo facevano degli schiavi, quindi erano persone che questi militari facevano paura alle persone, ecco, avevano terrore, e quindi tra l'altro quando non lavoravano, quando non facevano i militari, venivano assoldati dai mercanti triestini, dai ricchi militari triestini, come guardie del corpo, e quindi la loro figura praticamente è quella di una figura truce. Venivano messi appunto questi panduri, queste facce che le conoscete subito perché hanno i baffi, hanno un cappello, una faccia un po' truce, venivano messi appunto sul portone con una funzione di spaventare in qualche modo, per limite le possibili ovviamente, le persone malintenzionate, i ladri, chi peraltro, ecco, per cui Trieste ne troviamo tanto, è una moda un po' dell'Ottocento, ecco, perché non esistevano ancora dei sistemi di allarme, per dire, o di sicurezza, e quindi queste facce, che hanno ovviamente un valore artistico, sono state salvate. Vediamo un po' la prossima. Ce ne sono altre di tutti i tipi, ecco, che come potete vedere la parte più importante, artisticamente importante, è stata messa sotto questa tettoia, ecco, che in verità non è che difenda molto questa struttura, perché il freddo, il caldo, l'umidità, il ghiaccio ci sarà sempre, però è sempre meglio di niente, è sempre una protezione in qualche modo. Le cose più artistiche, più interessanti, le troviamo appunto sotto questa tettoia. Vediamo un po' la prossima, cosa c'è. Vabbè, questo per mostrare un colpo d'occhio che ognuna di queste pietre, tra l'altro, intelligentemente la direzione ha messo una targhetta, abbiamo visto prima, con una data e il nome o il significato, ecco, però ognuna di queste pietre ha una storia meravigliosa alle spalle, che tenteremo oggi per alcune di queste di poterle citare. Vediamo un po' la prossima. Beh, un'altra curiosità è che questo luogo è un luogo molto antico, ogni volta che si scava, e sono stati fatti parecchi scavi, si sono trovati sempre delle murature, delle strutture molto antiche, e poi di solito, per non lasciare una gruviera, dei buchi dappertutto, sono state ricoperte. In questo caso viceversa sono state scoperte queste strutture di mantenimento molto forti, molto grezze, molto grossolane, che si pensa perfino facciano parte delle mura romane in qualche modo, ma non si è ancora capito bene cosa fossero, ma la loro importanza, la loro potenza, la loro grandiosità ha fatto sì che questa volta non abbiamo ricoperto e lo abbiamo lasciato a dimostrare come queste strutture appunto siano molto vecchie. Vediamo la prossima ancora. Vabbè, quando entrate, vediamo la prossima ancora. Quando entrate troverete questa che sono la rosa dei venti in pietra, ecco, che ovviamente è salvata qui, ecco. Torniamo di nuovo alla prima. Oggi viceversa noi conosciamo il Mola Audace, viceversa questa che è la seconda rosa dei venti in bronzo in qualche modo. Quando il Mola Audace è stato ricostruito, ampliato, allungato, si è messa questa rosa dei venti che, ripeto, la prima era in pietra e che quindi la troviamo, ci racconta questo, e oggi viceversa dopo il 1925 troviamo questa in bronzo che è più conosciuta. Vediamo la prossima ancora. Vado avanti? Sì. Vabbè, allora qui abbiamo delle pietre, ecco, quando entrate dentro al museo troverete queste pietre che in verità non hanno un'etichetta e quindi non vi sanno dire niente, sembra una cosa così, quasi sembra un rimasuglio di un rifacimento di qualche struttura messa là ed abbandonata, invece queste pietre ovviamente hanno una storia un po' particolare che si rifà a un detto triestino che sono appunto nel definire il gabinetto lo definiremo con tanti tipi di nomi, ecco, ma come condotto. Che cosa significa condotto? Ecco, nel 1840 in Greta c'è una fabbrica di questi tubi, in qualche modo. Il proprietario è Glosset, che è un personaggio molto importante allora, aveva le mani in pasta in tante attività. Tra l'altro esiste ancora il Palazzo Glosset, il quale per la prima volta utilizza quella che è una struttura meccanica nuova, cioè una struttura a vapore con poca potenza, ma che permette di scavare le pietre. Ricorderei che le tubature allora erano o di metallo, di ferro, che però
però era costoso, si rovinava, poteva deformarsi, o in pietra. La plastica ovviamente non esisteva. La pietra ovviamente era molto più duttile, molto più economica in qualche modo, ed ecco che abbiamo le tubature di allora che conducevano, quindi condotto, soprattutto le fogliature, ecco, da cui questa definizione appunto del condotto si rifà a queste pietre, ecco perché queste pietre sono messe nel museo e come vedete sono incastro maschio e femmina e danno appunto questo trasporto soprattutto dei liquami prevalentemente. Vediamo la prossima se mi ricordo. Dobbiamo andare in pubblicità. Sì, d'accordo. Breve pausa, ci rivediamo tra pochissimo. Ritorniamo, eccoci qua, è la foto che questa è la seconda foto che dimostra come appunto queste pietre sono abbandonate là, sembrano tra l'altro tra tubi di plastica eccetera che non valgono niente, in verità ha una storia. Vediamo poi la prossima ancora. Ecco, questo per esempio vi sembrerà, tra l'altro siamo in Civitavecchia, vi sembrerà un edificio vecchio, in verità è una fotografia del 1980, quando la Civitavecchia ancora era vecchia, non era ristrutturata, e qui si vede molto bene il gabinetto in cima e questa tubatura che darà appunto il nome alla definizione appunto del gabinetto. Ecco, vedete come è una struttura vecchia e come era esterna essenzialmente. Vediamo la prossima, se siete curiosi di sapere com'è quella casa, eccola qua. Ristrutturata, è scomparso tutto, ovviamente useranno delle tubature in plastica e la stessa casa rimessa nuova ovviamente come gran parte della Civitavecchia, ecco. Vediamo ancora la prossima. Sì, volevo soltanto ricordare come il gabinetto, chissà perché, è stato, forse perché siamo una città così con più lingue, è stato etichettato in tanti modi, ecco. Per esempio viene definito anche Vespasiano, per esempio. Perché Vespasiano? Perché l'imperatore Vespasiano 20-30 avanti Cristo aveva deciso di tassare i gabinetti, o meglio la raccolta delle urine, che serviva ai tintori. L'urina quando decade un po', quando entrate in un'area dove c'è dell'urina da tanto tempo, sentite quell'odore pungente, quello è l'ammoniaca. È l'ammoniaca che veniva utilizzata dai tintori per tinteggiare, per diciamo così, pulire un po' le macchie delle proprie tozze. Ecco, quindi lui ha messo questa tassa come per dire: voi ci guadagnate ma io vi tasso. Ed è famoso lui per questa famosa frase che pecunia non olet, che significa, in latino significa, perché alcune persone si lamentavano che aveva messo una tassa su una cosa un po' vergognosa in qualche modo, e ho detto i soldi non puzzano, non hanno odore e quindi non mi dà fastidio tassare questa attività, ecco. E ci sono poi altre definizioni, ecco, della toilette, il water, ecco, water, cosa significa water? Water si rifà all'inglese water closet, cioè un posto dove chiuso e separato dove c'è dell'acqua. È interessante perché lo sciacquone che noi usiamo ha una storia ed è stato inventato in Inghilterra nel 1870, ma dopo poco tempo lo troviamo già a Trieste. Ma come mai troviamo il sciacquone a Trieste? Ecco, perché Trieste nel 1870, come sappiamo, è una città ormai un porto importante, ma anche un posto dove ci sono dei cantieri navali importanti, dove cioè si costruiscono queste navi, ma non si ha ancora la conoscenza perfetta, il cosiddetto know-how di come si costruisce. Allora si sono chiamati diciamo così, degli ingegneri, degli architetti, degli ingegneri e anche una certa manodopera dall'Inghilterra, che è venuta a Trieste e ha fatto tra l'altro una piccola colonia degli inglesi che hanno portato qui le loro usanze, per esempio appunto lo sciacquone. Ecco, a Trieste, primi in tutta la zona, abbiamo avuto questa, tra virgolette, modernità già nel 1870 grazie a questi inglesi, per pura curiosità. Ma andando avanti, torniamo pure avanti, precedente, ci sono anche, diremo così, quando c'è appunto la pioggia, da queste bocche uscivano poi delle tubature che portavano via l'acqua presente sui tetti in qualche modo, ecco. E quindi anche questa è una struttura artistica. Dalla bocca, come si vede, c'era un tubo che svuotava un po' le grondaie, ecco. Le troviamo, se voi guardate un po' su qualche vecchio palazzo, ma difficilmente vi mettete a guardare in alto, le troviamo ancora, ecco. E siccome sono dei pezzi artistici, in qualche modo sono stati salvati, ecco. È molto originale, non le troviamo più ovviamente grondaie così belle, ma erano scolpite in qualche modo da artisti e sono state salvate. Ancora la prossima.
Vabbè, qui parliamo delle vere, ecco, le vere sono bisogna ricordare che l'acqua che noi usiamo oggi viene dall'acquedotto in qualche modo, ecco, quindi l'acquedotto ha acqua abbondante, acqua controllata, ma fino all'arrivo dell'acquedotto, e a Trieste ci sono stati più acquedotti, ricorderemo quello romano che però è andato distrutto, ricorderemo quello di Maria Teresa 1749, famoso acquedotto di San Giovanni, eccetera, ma la gran parte della popolazione si avvaleva delle cisterne essenzialmente. Cisterne che significa creare una cavità dove raccogliere l'acqua, soprattutto l'acqua piovana, soprattutto quella proveniente dai tetti, ecco, e dopo sopra però non si poteva lasciare un buco perché sia gli uomini ma soprattutto gli animali avrebbero potuto caderci dentro. E allora si costruiva questa sorta di balcone in pietra che chiameremo appunto vera, che tra l'altro è originaria prevalentemente da Venezia, prevalentemente perché lì ogni calle ogni piazzetta ha la sua vera dove sotto c'è la cisterna per l'acqua che ovviamente mancava. Quindi quando non c'era ancora l'acquedotto c'erano queste vere. Ognuna di queste ha una storia come questa. Tra l'altro quello che ovviamente è affascinante, che resta un po' perplesso, è questa usura. Queste vere sono del 1300-1400, sono molto vecchie, ce ne sono alcune molto ben cesellate, molto belle, che portano il nome dei proprietari, altre semplici come questa, che come vediamo c'è stato un uso talmente prolungato nei secoli, con le corde, evidentemente non aveva la carrucola, con le corde che hanno usurato, che hanno creato questi solchi, quindi resta una pagina importante della storia triestina, e quando ci si avvaleva appunto di questi pozzi per poter, diremo così, tirare sull'acqua, per poter assentarsi prima dell'arrivo dell'acquedotto, che sarà quell'acquedotto che conosciamo noi, che sarà appunto dell'inizio del Novecento. Questa è una vera però particolare, per una vera presente della Corte Trauner, che è una piazzetta piccola che ancora è presente oggi in città, ecco, quindi era per allora una fonte importantissima per la sopravvivenza della popolazione. Andiamo avanti, ovviamente, vediamo ancora un attimo, la prossima non l'ho messa bene, vabbè, non l'ho messa bene, allora torniamo a prima. Una delle vere più importanti è questa, ecco, che era a Opicina, si chiama un po', se vogliamo, la vera di Zinderdorf, perché nel 1770 dobbiamo ricordare che il Carso è sempre stato, per la sua struttura, poco ricco di acqua, perché ogni volta che piove tutte le fessure della calcare assorbono, fanno scomparire l'acqua, quindi il Carso è una zona estremamente povera d'acqua. Gli abitanti di Opicina si sono lamentati con il governatore di allora che c'era poca acqua, che doveva fare qualcosa, e quindi lui si mise a fare una cisterna in una determinata sede, in una zona, diremo così, un'area postale, albergo e posta, ha costruito questa cisterna che aveva questa vera importante. Tra l'altro quel Cardiglio scrive che grazie a Zinderdorf, grazie al governatore di allora, è stata costruita questa cisterna che ha permesso alla gente di avere l'acqua, quindi un dono che loro fa, e c'è questo Cardiglio. Tra l'altro questa vera è presente nell'orto lapidario, ma gli opicinesi ormai da tanto tempo la richiamano, come avevano fatto già con la stele di Zinderdorf, che era anche questa nascosta, e loro l'hanno ripresa, la vogliono di nuovo perché è giusto che sia così. Ecco, la storia comunque è che anche questa all'inizio del Novecento, con l'arrivo in tutto il Carso, diremo così, dell'acquedotto, queste cisterne sono state abbandonate, e quindi molte sono andate distrutte, molte sono state abbattute. Questa è andata in rovina, in pezzi, è stata salvata da un privato che l'ha messa in una sua cortile, ecco. Però essendo una struttura pubblica, cioè la proprietà era dello Stato, in qualche modo gli eredi hanno dovuto ridare questa vera all'orto lapidario, ecco. Comunque qui si trova, qui c'è questa storia, e prima o dopo probabilmente in piazzale Monterey, così si parla, a Opicina sarà rimessa per ricordare che è una storia del Settecento, del famoso Zinderdorf, che ha fatto tante opere importanti come la via commerciale eccetera per Opicina, quindi verrà portata su. Vediamo la prossima, la zona postale che abbiamo detto prima, cioè dove in qualche modo i cavalli, cioè meglio le carrozze postali dovevano fermarsi ogni tanto, dovevano far abbeverare i cavalli, dovevano riposarsi. Quella è il cortile della zona appunto albergo di posta che è rimasta. Ecco, vediamo la prossima.
o Picina, se avete riconosciuto quel famoso incrocio in qualche modo. Ecco. Questo non è altro la zona che la parola C sopra sta a indicarsi che al centro di quel cortile c'era questa famosa vera di Zibbertok, ecco. E quindi quelle tubature che voi vedete, quelle linee, sono delle tube che partono proprio dal tetto, che in qualche modo, dove partono appunto le tubature che portavano l'acqua piovana nella cisterna. Ecco, quindi il metodo che avevano allora di recuperare l'acqua piovana e raccoglierla, che non vada persa, come succede appunto nella pioggia sul Carso in qualche modo. Vediamo la prossima ancora. Vabbè, allora questa è una pietra enorme, non so neanche, sì, probabilmente avrà qualche etichetta, del 1517, è una pietra enorme, grande, che però anche questa c'è una storia interessante. Dovete sapere che, teniamo a mente questa struttura, vediamo la prossima, se mi ricordo bene, sì. Attorno al 1500 Trieste è stata colpita da tanti fenomeni. Innanzitutto diciamo una cosa importante: le mura triestine e le torri sono rimaste molto a lungo simili, ecco, perché dalla distruzione di Trieste del 568 con i Longobardi che arrivano a Trieste, distruggono la città e l'incendiano, da quel momento in poi la Tergeste Romana scompare e sarà la Trieste, tra virgolette, medievale, fatta di poche migliaia di persone. Da quel momento fino al Porto Franco, parliamo di più di 1000 anni, 1719, Trieste è rimasta sempre con una popolazione molto limitata, quasi una sorta di villaggio, 3000, 4.000, 6.000 persone, ecco, e quindi la città non si è mai espansa. Le sue mura, quindi, medievali, quando sono state costruite, sono rimaste più o meno sempre uguali, però nel tempo, vuoi la pioggia, vuoi il ghiaccio, vuoi il caldo, hanno provocato la rovina un po' di queste mura, di queste torri, ma soprattutto anche le guerre. Ricorderemo le tante guerre con i veneziani che non avevano grandi problemi nel bombardare un po' le mura. E poi c'è stato, soprattutto nel 1511, un fenomeno naturale drammatico che è stato un terremoto. Il terremoto del 1511 è ricordato ancora appunto sulle pagine di storia per essere stato un terremoto terribile, perfino un tantino più grave di quello che è successo una 35 anni fa in Friuli in qualche modo. Ricordare che però Trieste, grazie a Dio, ha una piccola faglia in verità che passa sotto, ma che secondo gli studiosi è da secoli e secoli raffreddata, ecco. Quindi Trieste non è una zona di terremoti, ecco, anche se però subisce terremoti di zone vicine come Friuli, come la Slovenia, però questi terremoti, in quel caso il terremoto ha provocato non solo la distruzione di alcune parti delle torri, di alcune torri, ma anche c'è stato lo tsunami, cioè l'acqua che poi è ritornata e che ha distrutto tanto. I triestini allora, spaventati, sono corsi subito sul Colle di San Giusto per cercare appunto di salvare almeno le vite. Ma tutto sommato, ecco, dopo questi episodi la situazione era disastrosa, le mura, diremo così, molto malconce, le torri praticamente semidistrutte, e una popolazione di 5.000 abitanti non può tirare fuori i soldi per mettere a posto alcune migliaia di metri di muratura, e quindi si rivolgono a Massimiliano I, che è l'imperatore del momento. L'imperatore, dopo tante piagnucolò, dopo piangere che non ce la facciamo, deve aiutarci, eccetera, eccetera, l'imperatore Massimiliano I quindi finalmente ricostruisce le mura e le torri, e quella struttura che noi abbiamo visto prima, cioè quel cardiglio, quell'enorme, sì, se possiamo vederlo, sì, e scrive semplicemente che Massimiliano I va incontro ai triestini e nel 1517 ricostruisce la torre, che vediamo fra poco, le torri e le mura. Ecco, questa è la famosa Torre del Porto, che in verità ha avuto tanti nomi. La Torre del Mandrachio, se voi guardate in fondo, ecco, questa torre la possiamo localizzare al centro dell'attuale Piazza Unità, ovviamente, dove si passava dalla piazza, passando sotto la porta appunto del Mandrachio, si arrivava nel porto medievale che si chiamava Mandrachio. Se guardate in fondo vedete le barche, vedete i pendacchi delle navi. Ecco, questa è una porta molto importante che aveva varie dimensioni, siccome è stata in qualche modo costruita un po' sotto anche il periodo veneziano, viene definita anche Torre Veneziana, oppure, come vediamo, Torre dell'Orologio. Ricorderei che esiste nei paraggi una via dell'Orologio proprio per ricordare che qui c'era la Torre dell'Orologio, ecco. Oppure appunto Torre del Mandrachio e così via. Questa torre è molto importante
pura curiosità, guardate in alto, trovate Mikes e Jagels, ma non quelli che conosciamo noi, perché questi sono del 1873, quelli che conosciamo noi, sono nuovi, ma sono i vecchi Mikes e Jagels, quella campana, ecco, già allora c'era questa, ecco, e questo vi fa capire anche perché questi due personaggi sono stati rimessi nel nuovo municipio, perché la gente si ricordava di questi mori, che non erano altro che delle strutture in bronzo che diventavano scure col tempo, col sole, quindi venivano destinati in mori in qualche modo, e hanno voluto che fossero rimesse. Ma a parte questo, ecco, questa è la porta, e su questa porta è stata messa quella lapide enorme che abbiamo visto prima, che voleva appunto ricordare l'intervento di Massimiliano. Quindi una pietra che di per sé stesso non ci dice niente, in verità c'ha una grossa storia, ecco. Vediamo. Andiamo in pubblicità, 9:30 passate da 3 minuti, breve interruzione, ci rivediamo tra poco. Ci sarà anche Riprendiamo la nostra diretta in collegamento con Gianluca Paladin da Udine con il sindaco De Toni. Buongiorno. Alberto De Toni, che qui insieme davanti al Teatro Nuovo Giovanni da Udine ci ha accolto. Sindaco, allora la sua avventura è cominciata, come giudica questo periodo, che è stato insomma breve per ora, però le sfide sono urlanti? Sì, io mi sono insediato circa 2 settimane fa. Abbiamo costituito la giunta, si è insediata proprio 2 giorni fa. Lunedì prossimo avremo il primo consiglio comunale con l'elezione di tutti i presidenti di commissione, il presidente del consiglio comunale, e quindi dalla settimana prossima siamo pronti e abbiamo subito una grande sfida, perché giovedì, venerdì, sabato e domenica avremo qui a Udine, alla Dunata degli Alpini, oltre 400.000 persone per un indotto economico di circa 100 milioni di euro. Oggi, dall'ultimo agriturismo della Carnia fino a Grado e a Lignano, è tutto pieno, quindi una grande occasione di festa e anche una grande occasione di sviluppo economico. E ieri tra l'altro c'è stata la manifestazione sportiva, ha vinto il Napoli qua lo scudetto, e qualche tafferuglio in stadio c'è stato, però in città situazione tranquilla. Beh, allora io avevo avuto modo d'intesa con l'Udinese di invitare anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che è stato rettore anche lui della Federico II, come io lo sono stato di Udine, e quindi io e lui abbiamo collaborato insieme per 6 anni in conferenze dei rettori, e quindi mi sembrava bello poterlo avere qua per intrecciare università, città e sport. Per motivi logistici e di sicurezza alla fine non è venuto, però è stato comunque una grande bella partita, una grande festa dello sport, che non può essere cancellata perché alcuni ultras hanno a un certo punto cominciato dei tafferugli con alcuni tifosi del Napoli. In realtà poi è intervenuta la polizia in poco tempo, è stato tutto quanto sedato. In realtà la festa è continuata anche in città. Alla fine per Napoli, 33 anni dopo, vincere lo scudetto qui a Udine per noi è un grande privilegio, perché ho mandato un video al sindaco, gli ho detto un breve video per un grande scudetto del Napoli. Complimenti, e le nostre città sono legate in questo modo. Allora noi ci fermiamo un attimo, se il sindaco può stare con noi ancora qualche minuto, ti restituiamo la linea e ci rivediamo fra pochissimo. Bene, dottor Cafagna, noi invece vediamo questa foto. È una lapide? Sì, un'incisione che cita una storia importante. Ci racconta che in piazza Goldoni c'era un teatro che si chiamava Teatro Armonia,
molto importante. Ci si ricollega, questa sì l'incisione, ci si ricollega al discorso che Trieste era romana e i triestini quindi hanno parlato sempre il latino inizialmente, poi l'italiano. Ricorderei come l'italiano nel grande impero austriaco era il 2%, quindi una minoranza proprio, che più minoranza di così non si può, e che sta a indicare comunque anche la grande capacità dell'impero austriaco di lasciare libertà un po' a tutti. Ecco. Comunque, tornando a noi, la lingua e soprattutto la cultura italiana è sempre stata forte, ecco, per cui ci sono state anche delle denominazioni italiane. Per esempio il teatro è stato denominato Teatro Verdi, sotto l'Austria siamo, mica sotto l'Italia, e quindi non so, la via Carducci era già chiamata via Carducci, o la via, varie vie, varie piazze in qualche modo sono state date dei nomi italiani. Ecco, Silvio Pellico per esempio, ecco, Davio Silverico era prima ancora per la guerra mondiale, quindi gli italiani, i testili hanno sempre avuto questa tendenza un po' a ammirare la cultura italiana, ecco, per cui il fenomeno di irredentismo che abbiamo parlato più volte. Ma nel 1902 succede un fatto importante: la Teatro Armonia, sotto questo impeto irredentista, il desiderio di collegarsi, viene non più denominato Teatro Armonia, ma Teatro Goldoni, ovviamente. Ecco, ci sono stati dei personaggi, ricorderemo Goldoni, ricorderemo anche Gallina. La via Gallina non è una via intitolata alla gallina, ma al grande, grande autore che si chiamava appunto Gallina, ma in questo caso Goldoni, quello che ci interessa a noi. Quindi noi, in questa lapide un po' sbiadita, non si vede niente, messa là come se fosse niente, non ha un'etichetta, ma è una lapide importante perché ci ricorda sì che il teatro è diventato nel 1902 Teatro Goldoni, ma allo stesso tempo anche la piazza, che in quel momento si chiamava Piazza della Legna, perché era una zona periferica della città dove si raccoglieva la legna, soprattutto del Colle di Montuzza, che era ricco di alberi, dove appunto si raccoglieva e si vendeva la legna, per cui questa denominazione viene chiamata in Piazza Goldoni, ecco, per ricordare questo gemellaggio Trieste e in qualche modo la cultura italiana. Quindi è una pietra che, messa così, anche sbiadita, non dice niente, ma ci racconta quel fenomeno importante. 1902, la nascita della denominazione di Piazza Goldoni. Andiamo pur avanti. C'è di nuovo, vabbè. Sì, abbiamo di nuovo collegamento con il sindaco di Udine, vediamo se è ripristinato l'audio. Gianluca, a te. Eccoci, mi sentite meglio. Forte e chiaro, giusto? Meglio, molto meglio, bene. Allora, col sindaco De Toni, adesso dopo aver fatto un passaggio sia anche sulla partita di ieri che sulla manifestazione dell'arrivo degli alpini, che porterà un introito veramente importante qua a Udine e con la presenza prevista di 400.000 persone, io però sindaco le chiedo, adesso insomma lei subentra a un'amministrazione totalmente diversa, no? Quella del sindaco Fontanini, quindi cosa cambia ora? Quali sono i suoi obiettivi? Che corso vuole dare a Udine? Beh, allora abbiamo degli obiettivi, diciamo, di urgenza che riguardano alcuni aspetti, in primis ad esempio quello del modello della raccolta rifiuti, che avevamo visto aveva dei problemi perché era stato esteso il porta a porta a tutte le utenze, anche quelle che non erano in grado di sopportarlo, e quindi avremo sicuramente nel primo anno questo intervento che comunque è molto sentito da tutta la popolazione. Poi abbiamo un secondo intervento importante che è il tema dei quartieri, e cioè i quartieri hanno necessità di una animazione culturale, ma anche di un sostegno socio-assistenziale. Abbiamo in mente di potenziare gli ambulatori di quartiere, e abbiamo in mente di creare anche delle strutture ricreative anche rivolte ad esempio alla preaccoglienza, post-accoglienza per i genitori che hanno problemi con i bambini a scuola. E queste sono le prime due priorità, da una parte rifiuti e dall'altra quartieri. Poi abbiamo in mente sul medio e lungo periodo invece di un rilancio della città, abbiamo in mente una Udine del terziario avanzato, abbiamo in mente anche un progetto molto importante fondato sull'agroalimentare. Qui a Udine abbiamo da sempre una grande festa popolare che è Friuli Doc, però abbiamo adesso anche in Prosit, che è tutto il tema degli chef, abbiamo il prosciutto di San Daniele che è il migliore del mondo, abbiamo i bianchi del Colli, sono i migliori del mondo, abbiamo il corso di laurea di scienza e cultura del cibo, abbiamo tutte le condizioni
per creare insieme anche al distretto agroalimentare che abbiamo qui diciamo nella media collinare, di fare di Udine una capitale europea diciamo della scienza e cultura del cibo, e quindi intrecciare l'enogastronomia, il turismo, gli eventi culturali, no, insieme magari anche al digitale, quindi con servizi avanzati, fare di Udine una città che si distingua anche a livello europeo su questo fronte. Questo è un progetto non facile, dobbiamo avere tutti insieme, dalla Camera di Commercio a tutte quante le diciamo, esercenti, i sistemi della cultura eccetera, però credo che questo possa essere un grande progetto attorno a cui sviluppare la città. Poi abbiamo anche altre ambizioni, e c'è quella della rigenerazione urbana, abbiamo delle aree dismesse da 40 anni come l'ex AFAU. Qui cercheremo in questi 5 anni di fare dei partenariati pubblici e privati, perché siamo convinti che mettendo insieme le forze possiamo dare alla città un volto nuovo. Abbiamo in mente una Udine moderna, viva, attrattiva, in una parola più felice. Sindaco, allora buon lavoro e grazie per essere stato in trasmissione a Sveglia Trieste. Grazie Sindaco De Toni. E complimenti a voi e viva anche Trieste, oltre che Udine. Giusto. Grazie al Sindaco Alberto Felice De Toni, e io ovviamente vi restituisco la linea. Grazie Bernardo, a te. Grazie, poi ricordiamo che gli alpini e la loro manifestazione, la loro adunata, Tele4 la seguirà da vicino, saremo di fatti in collegamento, avremo modo di seguire proprio questi giorni di festeggiamento, di adunata. Come ogni anno gli alpini quando si muovono lo fanno ben sentire, lo abbiamo vissuto anche a Trieste molti anni fa, e sicuramente in tanti si ricorderanno anche l'entusiasmo, la mole di gente e anche lo stravolgimento talvolta nel divertimento urbano, insomma in quella che volgarmente chiamiamo movida. A Trieste l'abbiamo vissuta, l'hanno vissuta tante città, questa volta sarà Udine. Torniamo a noi, dottor Cafagna. Ho aperto una nuova foto, vedo delle colonne. Delle colonne. Di che cosa si tratta? Beh, anche queste sono delle colonne messe là senza indicazione, per cui si potrebbe non dare importanza. Viceversa sono delle colonne che hanno una storia, innanzitutto sono del 1300, quindi sono molto vecchie, e facevano parte di un edificio che si chiamava appunto edificio dei vicedomini, che sono praticamente era l'archivio dove venivano salvate tutte le diatribe, tutte le compravendite e tutti diremo così, i problemi che riguardano sia il civile che il penale, e venivano salvati in questa struttura che è molto importante, che però è rimasta in piedi fino al 1936, quando l'edificio è stato abbattuto per costruirci il Palazzo Costanzi, cioè il palazzo che sta dietro al municipio, che aveva bisogno di spazi. Ecco, per cui questo antico, diremo così, del 1300, antico edificio è stato abbattuto, ma le colonne sono state salvate. Vediamo la prossima, perché hanno un'importanza. Ecco, sono 7 colonne, una di queste caratteristiche, parliamo del 1300, c'era già lo stemma un po' di Trieste, la barda, per ricordare appunto come queste colonne devono essere salvate, perché fanno parte di quella storia, perché sono molto antiche, anche se apparentemente non sembra. Vediamo la prossima ancora. Vabbè, qua si potrebbe introdurre il discorso dei cimiteri. Ricorderei come il cimitero di Sant'Anna è datato 1840, prima ognuno si arrangiava per se stesso. Per esempio tutte le altre religioni avevano spesse volte vicino alla loro chiesa il proprio cimitero, oppure per esempio appunto gli ebrei avevano in via del Monte alla destra avevano il loro cimitero. Quando è stato costruito quel cimitero del 1840, tutte queste per legge, per volontà del comune, sono state trasferite in quello che noi conosciamo appunto in Via della Pace, conosciamo la Sant'Anna e così via. Alcune di queste, diremo così, questi aspetti artistici, queste tavole artistiche sono state salvate. Questa ovviamente è di origine musulmana, se vediamo, ecco, ricorderei come i musulmani non possono raffigurare poi come gli ebrei la figura umana, per cui troviamo un turbante e quelle scritte, cioè è diremo così, una lapide che è sfuggita in qualche modo
modo, se vogliamo, questo trasferimento, e la troviamo qui perché fa parte. Tra l'altro ci dice che prima del 1940, voi sapete che esiste attualmente, appunto da quella data, un cimitero musulmano, ecco, che si vede in qualche modo, piccolo ma c'è. Ecco, prima evidentemente c'era qualche altro cimitero musulmano, perché Trieste è una città di porto e quindi arrivavano non solo tante persone da tante parti ma anche da tante religioni, e che venivano seppellite ognuno secondo la sua. Questo, andiamo avanti. Poi abbiamo quella ebraica, ma si vede un poco, vediamo la prossima, ecco sì, vabbè. Poi vediamo appunto un'altra lapide ebraica che ci racconta appunto come i cimiteri fossero un po' sparsi quella volta, ecco. Poi si è voluto unirli in una zona molto periferica, che oggi non è più periferica, è quella di Sant'Anna. Vediamo un po' la prossima ancora. Vabbè, questa è un'altra lapide per ricordare appunto che c'erano tanti cimiteri, non sappiamo con esattezza dove fosse arrivato. Vediamo la prossima ancora, se mi ricordo bene. Vabbè, allora torniamo qua. Una curiosità, se andate a visitare appunto questo Giardino del Capitano, questo museo, in qualche modo troverete questa strana struttura. Che cos'è questa struttura? Che non vi dirà niente, ecco. È una muratura triangolare che è presente là, non vi dice niente, ma anche questa ha una notevole storia. Vediamo la prossima. Siamo nel 1500, siamo così, di fronte, bisognerebbe fare un discorso un po' complesso. Il castello di San Giusto è un castello che apparentemente sembra enorme, ma in verità è un castello molto limitato. Per esempio, tra l'altro, non è mai servito ai triestini per guerra. Ci sono stati solo 2 episodi, ricorderei soltanto l'ultimo, 1945, quando i tedeschi si sono asserragliati per non cedere le armi agli jugoslavi, che erano molto aggressivi in questo modo, e piuttosto cedere agli neozelandesi. Qui c'è stata questa unica battaglia e un'altra c'è stata, ma se no il castello non è servito assolutamente niente, anzi direi quasi con una battuta che non è servito per difendere i triestini dai stranieri, dagli stranieri ostili, ma è servito al conte, al guardiano, all'impero austriaco, per difendere i propri interessi dai triestini, ecco, dal capitano imperiale che si era qui insediato, dai triestini che potevano ribellarsi. Vabbè, a parte questo, ci si accorge che in verità questo castello era troppo piccolo, troppo limitato, che poteva essere facilmente in qualche modo bombardato. Per esempio, paradossalmente, la torre campanaria, se uno ci mette sopra un cannone, può sparare tranquillamente nei confronti e ridurre in difficoltà il castello. Oppure il colle di San Vito, che è poco vicino, che è alto circa 10 metri più alto di quello di San Giusto, potrebbe bombardare. E allora questo Strassoldo, questo governatore, ha pensato di ampliare il castello di San Giusto, e noi vediamo, là significa, si vede, no? A sinistra il castello, e l'ampliamento fatto di tutte quelle punte particolari, di cui una, quella del cerchio, proprio arriva nel giardino del Capitano. Ecco, questo progetto faraonico, che tra l'altro non solo inglobava la cattedrale, ma perfino, visto che la cattedrale poteva essere un elemento negativo, perfino abbatterla per ampliare le mura. Ecco, questo è la parte che faceva parte di quel progetto del 1500 di Strassoldo, che voleva difendere ulteriormente, ma un progetto che ovviamente era troppo faraonico, troppo costoso, che non andò in porto. Ma qui abbiamo un bellissimo esempio di quello che è una fetta di torta triestina. Vediamo poi la prossima. Vabbè, questo era un discorso per farsi... se noi andiamo nel castello di San Giusto, troveremo dei bastioni un po' differenti, una volta rotondo, una volta triangolare. Ma come mai? Ma perché innanzitutto il castello di San Giusto è stato costruito in tempi differenti, ecco. Inizia nel 1460 e finisce nel 1570, e quindi ci sono parecchi anni, perché nel tempo le munizioni, le armi cambiano, dalle armi bianche si arriva alle armi da fuoco sempre più potenti. Ecco, un esempio, per esempio a destra troviamo il primo bastione, che è un bastione rotondo. Se noi guardiamo bene dei 2 bastioni laterali e abbiamo dei cannoni, se spariamo potremo scoprire tutto meno che una zona triangolare, quella che è una zona dove il nemico potrebbe tranquillamente soffermarsi, scavare le fondamenta e buttare giù la torre, per dire, buttare giù il bastione ed entrare dentro. Se viceversa noi costruiamo a sinistra una struttura triangolare,
triangolare, vediamo che i cannoni riescono perfettamente a coprire tutto, non ci sarà una zona morta e quindi questa è l'evoluzione in qualche modo delle armi come abbiamo visto. Vediamo la prossima e questo vi spiega perché nel castello di San Giusto noi troviamo un bastione rotondo che è il primo alla base e poi troviamo quella forma triangolare e vi spiega perché il castello ha questa forma un po' strana e irregolare, perché è cambiato nel tempo, visto che la costruzione ha voluto quasi 150 anni e così via, si è evoluta. Ecco per cui la triangolazione che abbiamo visto prima è un esempio di questa evoluzione delle armi di quel periodo. Vediamo la prossima ancora. Vabbè, questa ci racconta una storia che tutti gli imperatori d'Austria sono venuti a Trieste, eccetto uno, che è Maria Teresa. Ricorderei che Maria Teresa è vissuta ha governato, è vissuta 68 anni, ma ha governato per 40 anni, però ha fatto 16 figli. Questo potrebbe essere un motivo per cui lei non si è spostata molto. Ecco, per cui lei è l'unica che non ha avuto un busto. Tutti gli altri, Leopoldo I, Carlo VI, perfino Francesco Giuseppe hanno avuto un mezzo busto, Giuseppe II anche ha avuto un riconoscimento, meno che Maria Teresa, che noi abbiamo cercato ultimamente di correggere questo fatto col famoso tallero, ecco, in qualche modo, ma prima non c'è niente. Perfino suo figlio Giuseppe II è venuto a Trieste e qui abbiamo un cardiglio che ricorda che ha vissuto nella locanda grande a Trieste. Ma chi era Giuseppe II? Anzitutto ovviamente era il figlio di Maria Teresa, ecco, ma a differenza di Maria Teresa che si muoveva poco, lui viceversa piaceva girare per il suo impero, ma girare non come imperatore, ma di nascosto in qualche modo, si faceva chiamare conte tal di tali, girava con una piccola un gruppo di fedeli e si accontentava anche di dormire nelle taverne senza essere riconosciuto, e questo per poter studiare meglio diremo così, le problematiche del territorio, e poi dopo lui avrebbe fatto degli editti per migliorarle, quindi aveva questo aspetto di girare, ed è venuto anche a Trieste, ed è venuto alla locanda grande, dove la locanda grande non esiste più ovviamente, però era una locanda grosso modo dove oggi sono il Duca d'Aosta, e quando è stata battuta si è salvato questo cardiglio, questo ricordo dove c'è scritto che qui è passato nel 1775 Giuseppe II l'imperatore, giusto per ricordare. Quindi anche questo pezzo, che può sembrare una robetta da niente, ci ricorda un episodio storico importante. Vediamo la prossima. Vabbè, c'è sotto questa scultura, leggiamo sotto, leggiamo appunto, possiamo un po' ampliare sotto, che se mi ricordo bene, sì. Vabbè. Così? Si legge? Ireneo della Croce, storiografo di Trieste. E niente, questo era Ireneo della Croce è stato un grande storiografo, è stato il primo storiografo di Trieste che nel 1698 ha scritto la storia di Trieste. Era un frate ovviamente, però aveva l'interesse per la storia, era anche un archeologo, studiava eccetera, ma comunque lui è ricordato per essere stato il primo che ha fatto la storia di Trieste, un libro molto volumoso, un libro anche ricercato un po' dagli autori, e quindi è un personaggio molto importante perché è il primo vero storico. Tra l'altro chi oggi scrive qualcosa sulla storia di Trieste non può citare della bibliografia questo che è diventato un po' la base di tutti i vari storici. Ecco, lui viveva vicino un po' alla chiesa di Santa Maria, così, in centro città, vicino a Cittavecchia, dove c'era una casa che aveva questa lapide. Vediamo la prossima. Questa è l'entrata, la casa non c'è più. Un attimo che eccola. Questa è l'entrata, la lapide la vedete sopra, al portone, ecco là sopra, ecco, che ricordava che qui è nato il famoso Ireneo della Croce, che è il storiografo molto importante. La casa è stata battuta, come abbiamo detto, sotto il periodo fascista per creare dei nuovi edifici, ma si è voluto salvare questo ricordo in qualche modo. Ecco. Vediamo un po' la prossima. Vabbè, questa è un altro, c'era un'osteria in Cittavecchia che si chiamava l'osteria dei Tre Mori nel senso di tre mori, perché erano dipinti di nero, come vediamo qui, quindi era un'osteria abbastanza caratteristica, simpatica, e ripeto, questa struttura è stata salvata, questa scultura è stata salvata perché ha in sé ancora un significato artistico importante. Ecco. Ovviamente anche questa osteria è stata abbattuta, non c'è più, ma si è voluto salvare questi tre mori simpatici. Vediamo un po' la prossima. Vabbè, abbiamo tempo? Un minuto. Un minuto, vabbè. E questa è una, diremo così, è una raffigurazione. Oddio.
Non c'entra niente la Gazzetta dello Sport, chiedo scusa. Anche questo era l'androna consortiva, era un'androna che è vicino a via Economo, ecco, dove in questa via, questa androna, c'erano due grandi ditte, ecco, come le leggiamo sotto. Ecco, la caratteristica è che hanno voluto rappresentare questa fusione delle due ditte, consortiva significa facciamo un consorzio, facciamo un'unificazione, come dire ci sono 2 o 3 attività imprenditoriali che si uniscono e per formare una struttura che possa affrontare appunto in modo più, diciamo così, più forte, più efficiente l'attività economica. Una caratteristica è quella di diremo così, un'ancora che sta a indicare appunto un'attività prevalentemente sul mare, e dove ci sono queste 2 mani che si uniscono per ricordare appunto questo consorzio, questa unione, e questa scultura è stata salvata perché ci ricorda questo pezzo di storia. Grazie come sempre dottor Cafagna, buona giornata. Grazie a voi, ci vediamo la prossima volta, ci fermiamo qui con Sveglia Trieste, arrivederci.